Buongiorno a tutte e a tutti, davvero benvenuti all'Università degli Studi di Udine. Sono Anna Zilli, faccio gli onori di casa per il laboratorio lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche, soltanto per introdurre questa bella giornata che ci si prepara davanti, per ringraziarvi della vostra presenza e direi cedo subito la parola alla già laureata udinese, oggi moderatrice, dottoressa Geller, che terrà le redini di questa mattinata. Un saluto a tutti, ringrazio innanzitutto per l'opportunità che mi è stata data di coordinare e moderare questo convegno che ancora una volta conferma e testimonia la stretta relazione che c'è tra tre pilastri del territorio, quindi università, regione e comunque nell'ambito lavoro anche noi consulenti del lavoro. Tre realtà che sono sicuramente sempre in prima linea per affrontare delle tematiche, dei problemi che, come quelli che tratteremo oggi, che oggi appunto più che mai sono di estrema importanza e al centro dell'attenzione, alla luce di tutto quello che sta accadendo nel mondo e soprattutto in Europa. Avremo numerosi interventi, quindi non mi dilungo e lascio subito la parola al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, il professor Roberto Pinton, che ringrazio per la sua presenza. Grazie alla dottoressa Geller, mi fa piacere che sia ancora qui a frequentare le aule che l'hanno vista protagonista, da studentessa. E niente, io do il benvenuto come rettore dell'Università di Udine, che è molto ben rappresentata non solo dagli ex ma anche dagli attuali componenti, professoressa Zilli e ovviamente professoressa Cozzi e gli altri colleghi che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento, ma lo faccio molto volentieri perché il Dipartimento di Scienze Giuridiche, in particolare il laboratorio del lavoro, sono molto attivi. Non solo perché è normale che sia così, perché tutti si devono guadagnare lo stipendio, però sì, anche professori universitari, stranissimo, ogni tanto mi viene da ricordarlo. Però credo che sia molto importante che anche questo ambito delle scienze giuridiche, che è spesso considerato un pochino chiuso, autoreferenziale, di fatto, almeno qui, ma non solo qui vedo, è molto aperto, disponibile e soprattutto cerca con convinzione il rapporto con gli altri attori diciamo, del sistema economico, produttivo e quindi della vita reale, che credo che sia molto importante, e in particolare il rapporto con i consulenti del lavoro è da tempo consolidato anche con convenzioni che abbiamo naturalmente di Ateneo, e ci permette naturalmente questo di affrontare assieme, perché non è possibile farlo diversamente, temi come quelli che sono in ballo oggi. È chiaro, si parla ovviamente adesso molto e con maggiore frequenza anche in relazione a ciò che sta succedendo in Europa, che non si sa per quanto succederà, però credo che questo sia un fenomeno cominciato già molto, molto tempo fa, e per una regione, poi ho qui di fianco a me il Presidente del Consiglio regionale, che è territorio di passaggio, di frontiera, e che vede anche diminuire la sua popolazione, credo che una considerazione forte e abbastanza importante su quella che può essere il lavoro dato a quelli che oggi sono degli stranieri, ma che domani chissà, sia assolutamente molto importante. Però come sempre devono anche essere prodotti e studiati e considerati gli strumenti per poter rendere possibile tutto questo. Io sono arrivato qui e mi faceva piacere essere presente proprio come per dare questo saluto e benvenuto, un po' di corse, perché stamattina ho ricevuto i primi 3 studenti ucraini che sono arrivati presso di noi, naturalmente per compiere il loro percorso di studio, arrivare fino alla fine dell'anno, certo magari con l'idea di tornarsene a casa, in una casa un po' meno martoriata di quanto ci fanno vedere le immagini televisive. Ma quasi tutti in realtà sono intenzionati, e ne arriveranno degli altri, a intraprendere i percorsi di studio presso di noi.
e che vuol dire che probabilmente questi potrebbero anche domani, essere un dopodomani, essere lavoratori stranieri in casa nostra. E quindi questo è un fenomeno che riguarda non solo la contrattistica del lavoro, cioè, ma anche tutto un fenomeno importante di inclusione anche nello spirito, nei principi e nella nostra società. Io credo che poi tutte queste iniziative sono anche molto importanti, se sono poi rese, come dire, valide per i contributi che vengono dati dai relatori. Io vorrei quindi sempre, come sempre, ringraziare i relatori, che insomma vengono da anche altre illustri università, Bari, Modena, Reggio, Milano, oltre che Udine naturalmente, e quindi questo credo che dia anche un valore aggiunto a tutto questo che viene detto e trattato qui, che è un pezzo della storia che deve essere portata avanti a questo che è, come è stato denominato oggi, un approfondimento. E devo dire, come ultima cosa, mi fa molto piacere vedere che c'è non solo l'associazione dell'ordine, ovviamente consulenti del lavoro, l'associazione, ma c'è anche l'associazione dei giovani consulenti del lavoro. Ho chiesto qual è il limite del giovani, ma poi ho cambiato discorso naturalmente. Mi sembrava il caso, però significa un'ulteriore attenzione anche a non essere, cioè a creare tutte le condizioni perché le voci diverse, anche la voglia di novità, che non può non esserci in un ambiente come questo, siano rappresentate. E anche i relatori, sono giovani relatori in una carriera, insomma, accademica anche all'inizio, seppur ben consolidata da testimonianze scritte del loro operato. Quindi io ringrazio gli organizzatori, i relatori, tutti voi per essere presenti. Saluto naturalmente anche quelli che non credo ci sia un collegamento diretto oggi, ma ci sarà una registrazione, mi piace ricordarlo, perché anche questa è una creazione che nasce da un'idea di scienze giuridiche. La registrazione di questo evento sarà poi mantenuta in quella che si chiama Play Unihood. Non c'è pubblicità dentro, non credo, giusto? No? Bene. Però dove si potrà anche rivedere tutto l'evento e naturalmente anche ripassare qualche passaggio importante. Quindi buon lavoro, non potrò fermarmi naturalmente per tutta la mattinata, come potete facilmente immaginare, ma credo che sarà fruttuosa per tutti voi e per tutti noi. Grazie a tutti. Ringrazio ancora il professor Pinton per essere stato qui presente oggi a portare i suoi saluti e lascio ora la parola al presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine, Roberto Re. Buongiorno a tutti, è un piacere oggi essere qui per un nuovo incontro di approfondimento in collaborazione con l'Università di Udine e la Regione, perché questo ci permette di porre l'attenzione e mettere in evidenza il principio di legalità che i consulenti del lavoro giornalmente perseguono con la propria attività di applicazione delle norme, e non solo, anche di prestare una particolare attenzione e un approfondimento sulle buone pratiche di integrazione sociale che siamo tenuti a portare avanti, che dobbiamo portare avanti, che vogliamo portare avanti, perché la presenza dei lavoratori stranieri nel nostro Paese è da anni in continua crescita, e quindi è bene che noi siamo in grado di gestire queste pratiche. Poi penso al fatto che fare un quadro normativo aggiornato cioè un aggiornamento sul quadro normativo attuale in un momento così delicato, così difficile, è importantissimo perché dobbiamo poter gestire l'accoglimento e l'occupazione dei profughi che provengono dall'Ucraina, e quindi questo approfondimento è sicuramente importante e utile anche per questo aspetto che ci impegna in questo periodo così difficile e doloroso. E da parte dei consulenti del lavoro un ringraziamento all'università, perché questo evento
ci gratifica molto perché per la qualità dei relatori che vengono oggi a relazionare. E niente, lascio la parola agli altri relatori e un buon lavoro a tutti. Ringrazio anche il nostro Presidente e passo ora la parola al Presidente dell'ANCL della provincia di Udine, Alessandro Meneguzzi, che ha rivestito un ruolo fondamentale nell'organizzazione del convegno di oggi. Bene, grazie Elena. Il mio compito oggi è quello di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare l'idea di questo convegno, che come alcuni relatori sanno parte da lontano e che oggi ha raggiunto un'attualità assolutamente evidente. Ringraziamo innanzitutto l'Università per il contributo che ci sta dando e che ci sta ospitando nella funzione del Dipartimento di Scienze Giuridiche, il Laboratorio Lavoro per la disponibilità operativa e con il quale abbiamo ormai instaurato una sinergia collaudata nell'organizzazione di eventi come questo. E ringrazio i relatori tutti per il grande entusiasmo e la disponibilità che ci hanno fornito immediatamente. Ringrazio poi la Regione, nella figura del Presidente Zanin, per essere qui oggi. Un saluto anche ai funzionari che hanno deciso di essere qui oggi, l'Ispettorato del Lavoro e in particolare la direttrice Muscillo per essere presente, INPS e INAIL e lo sportello immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia, che ringrazio particolarmente. E posso citare il commento che abbiamo fatto col dottor Romano l'altro giorno, dicendo che è importante dare un volto ai funzionari con i quali interagiamo quotidianamente e siamo perciò particolarmente lieti che sia questa l'occasione. Infine, come abbiamo avuto modo di discutere con la professoressa Zilli, siamo particolarmente lieti che siano presenti anche gli studenti universitari oggi, con i quali possiamo condividere questo evento e che insomma, speriamo, ci auguriamo, possano avere curiosità per il ruolo del consulente del lavoro. E ricordo che siamo disponibili nella funzione dell'ordine, del sindacato unitario e dell'associazione giovani per dare ogni chiarimento dovesse essere necessario e abbiamo la disponibilità nel discutere del ruolo e della funzione della nostra professione. Grazie a tutti. Grazie anche al Presidente Meneguzzi e passo ora la parola alla delegata alla terza missione del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine, la professoressa Alessia Ottavia Cozzi. Buongiorno a tutti, cercherò di fare una cosa molto gradita, cioè dei saluti brevissimi, perché è già stato detto tutto giustamente da chi mi ha preceduto. Innanzitutto porto i saluti della direttrice del nostro Dipartimento, la professoressa D'Orlando. Vi dirò due spunti brevissimi. Innanzitutto, motore di questa iniziativa è chiaramente il laboratorio lavoro del nostro Dipartimento, di cui la professoressa Zilli è qui come esponente. Ma questo tipo di eventi si inserisce pienamente in quella che è la terza missione. Cos'è la terza missione? Prima ricerca, seconda formazione o viceversa, terza è rapporto con il territorio, cioè l'idea che noi creiamo sapere non fine a se stesso ma per metterlo al servizio del territorio e dei territori, possiamo dire. Su questo evento è significativo perché, come è già stato detto, mette insieme un'integrazione tra università, quindi oggi Bari, Milano, Reggio Emilia, Udine, tra istituzioni, Presidente del Consiglio regionale, ma la Direzione Centrale Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, e ancora i professionisti. Questo evento in particolare marca un radicato, come è stato detto, rapporto di collaborazione con i consulenti del lavoro, che è preziosissimo per il Dipartimento, e ci tengo a dire che ci sono tanti esempi di collaborazione, tra cui anche la formazione. Molti nostri studenti dei corsi triennale e magistrale vanno a fare il tirocinio obbligatorio presso i consulenti del lavoro e ne traggono molta soddisfazione. È in vigore una convenzione da tempo con l'Ordine per il tirocinio anticipato per lo svolgimento della professione. È una convenzione relativamente recente, ma già un certo numero di studenti hanno colto questa opportunità. Questo significa davvero mettere insieme, perché solo insieme è possibile farlo, strumenti che possano accelerare l'accesso alla professione e creare una continua osmosi tra il sapere dell'università e l'esercizio del vostro lavoro. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e buona giornata di studio insieme. Ringrazio anche la professoressa Cozzi e lascio infine la parola al Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che ringrazio anche lui per essere presente qui oggi. Grazie. Un ringraziamento agli organizzatori
quindi all'ordine dei consulenti del lavoro, al presidente del sindacato unitario, alla rappresentante dei giovani consulenti del lavoro per aver organizzato questo incontro. Come è stato detto, c'è il contributo, il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia e la mia presenza qui è per sottolineare come su questi argomenti, ma su tutti quelli che riguardano in qualche modo la proiezione di sviluppo della nostra comunità, patrocinare non è solo un evento formale, ma la presenza vuol dire che insomma consideriamo questa parola il significato profondo, che vuol dire tutela, sostegno, appoggio, cioè quindi il patrocinio non è scontato da parte di chi organizza, almeno non dovrebbe essere, almeno per me non lo è. Quando noi diamo un patrocinio vuol dire che condividiamo profondamente e sosteniamo un'azione della società civile rivolta al progresso della nostra comunità. Questo è l'indirizzo mio, del Presidente Federica, del Sole Rosolén, insomma, di approcciare questi temi con serietà. E sono qui proprio perché, nonostante in questi minuti si stia tenendo il Consiglio regionale, riteniamo che non fosse banale, se si assume un impegno, poi cercare di sostenerlo anche fisicamente, facendo sentire la vicinanza delle istituzioni a chi lavora in questo senso. Anche se poi alla fine dei saluti vi dovrò comunque lasciare perché già 3 telefonate, spero che non sia successo niente. E quindi un saluto al Rettore, insomma, c'è una forte sinergia tra questa amministrazione regionale e le università di questa regione, particolarmente con quella di Udine. E poi ecco, sono anche contento di essere qui perché è una, l'ha detto prima la rappresentanza della terza missione dell'università, è quello che dal punto di vista del nostro Friuli era stato dato il mandato nel momento in cui l'università era stata fondata, sì, di promuovere il livello culturale dei nostri cittadini, delle nostre cittadine, però anche di essere motore di sviluppo del territorio, e quindi un'università che si sporca le mani anche con le operazioni, così come state facendo voi, vi ponete il problema della formazione, ma poi anche in qualche modo del lavoro. E io credo che questo, che è un problema centrale, però è un problema nuovo ma vecchio, voglio dire, adesso noi, e voi l'avete detto negli interventi, siamo preoccupati da quello che sta succedendo in Ucraina e quindi da tutta una serie di pressioni, cioè il magnifico rettore, di gente che viene dall'Ucraina, su cui ci poniamo il problema della formazione, del lavoro, dell'inserimento, però è un problema storico, c'è sempre stato. Io non vorrei che ci concentrassimo sull'Ucraina e dimenticassimo le altre 50 guerre che ci sono perché uno si identifica, ma questi scappano da cosa? No, nessuno ne parla, ma ci sono altre 50 guerre oggi. Però non so se c'è cittadini di serie A, di serie B, questo non l'ho capito. E questa è una responsabilità che va sicuramente ai mass media, ma va anche alla parte politica, per cui si innamora probabilmente di quello che è più facile per recuperare il consenso ed evita quello che è più difficile, no? In opzione politica che oggi subito, e non era come forse agli inizi del dopoguerra, quando gli statisti pensavano alle future generazioni, non al consenso dell'immediato. Adesso lo dico perché anche su questo bisogna che facciamo fino in fondo un esame di coscienza. E quindi c'è un problema di inserimento, cioè di accoglimento degli stranieri, e quindi, visto che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, dobbiamo porci il problema. Se questi vengono qua, in qualche modo dobbiamo farli lavorare. Allora io dico che anche su questo c'è una riflessione, diciamo, alla base va fatta, perché bisogna capire che tipo di lavoro noi dobbiamo dare a questi stranieri, ritenendo il lavoro uno dei transfer straordinari dell'integrazione. Cioè, se noi vogliamo integrare chi viene da fuori, il lavoro è uno degli strumenti su cui basare l'integrazione, perché questo crea indipendenza dello straniero, non dipendenza. E quindi è chiaro che bisogna affrontare il problema anche dal punto di vista della formazione, della qualità del lavoro che viene offerto, perché non vorrei che anche su questa gestione degli stranieri che vengono a lavorare a loro sia riservata la parte più bassa della classe sociale, poi diventa sfruttamento, e quindi c'è forse un interesse a far sì che alcuni flussi possano essere finalizzati in qualche modo a un sottoproletariato, che non so a chi possa interessare. Noi abbiamo necessità di integrare, di dare a loro occasioni, cioè non dobbiamo sfruttarli, dobbiamo cercare loro di dare delle occasioni di vita, di lavoro in questo Paese. Quindi c'è un problema che va
regolato dal punto di vista del mercato dell'accesso all'interno del nostro Paese in base ai bisogni che il Paese ha e che deve necessariamente, visto che siamo la regione nel Paese che cresce di meno dal punto di vista della natalità, se non vogliamo sparire, io dico, se il Friuli senza friulani non esiste, quindi bisogna porsi un problema, come è sempre stato nella storia, la gente non la ferma nessuno, è come l'acqua, non possiamo immaginarci, però dobbiamo cercare di controllare, di guidare, ma non per l'interesse del Paese che ospita, ma l'interesse di chi viene dentro, di chi è ospitato, creargli delle condizioni che non siano messe, come dicevo prima, all'ultimo scalino. Allora chiedo che la funzione dei consulenti del lavoro sia importante su questo, oltre a quello del legislatore, del formatore, io dico della comunità in generale, per far sì che questa sia un'operazione win-win, che vince sia il Paese ma vince anche lo straniero. E quindi su questo credo che una riflessione vada fatta senza ideologie, senza steccati politici. Molte volte si strumentalizza e chi strumentalizza, guardate, strumentalizza, dicevo prima, sempre per un consenso immediato e sempre sulla pelle dei più deboli. L'altra cosa è che noi non abbiamo solo, degli stranieri che arrivano, ma anche degli italiani che vanno via, che tutta questa polemica sulla fuga dei cervelli, no? Perché anche questo è un problema. Allora io non sono di quelli che si straziano le vesti, cioè il mercato è il mercato, chi offre più occasioni, non possiamo lamentare, non possiamo fermare i nostri migliori perché dice no, dovete stare qui perché noi abbiamo investito nella vostra formazione e poi magari, il vantaggio lo ha un altro paese dove andate a sviluppare la vostra capacità lavorativa. Io non sono così perché questo non è il problema del ragazzo che va via. Dobbiamo noi essere altrettanto attrattivi anche verso altri, di altri paesi, perché non può essere che l'Italia attrae un cervello dagli Stati Uniti, dalla Svezia. Su questo è un mercato aperto, è un mercato che si fa sulla competenza, sulla capacità di accoglienza e sulla capacità di organizzazione, voglio dire. Perché insomma appunto uno si guarda intorno e trova le migliori opportunità per la propria vita e per la propria autoaffermazione rispetto a quello che ha studiato. Allora su questo secondo me la Regione ha fatto una legge sui talenti che poi funziona, non funziona, sul rientro, ma non solo degli italiani all'estero, ma insomma aprendo un po' questo tipo di ragionamento. Ma anche su questo il lavoro da fare non è sull'organizzazione, ma sulle opportunità che in qualche modo si devono creare. Il terzo punto che credo che sia fondamentale è che il lavoro degli stranieri è strettamente, lo diceva prima chi mi ha preceduto, legato alla loro professionalizzazione, al percorso di formazione che deve in qualche modo prepararli per entrare nel mondo del lavoro, per essere indipendenti rispetto al potenziale sfruttamento. E qui insomma c'è tutto un ragionamento da fare, perché se noi li mettiamo nella parte più bassa della piramide del lavoro, li mettiamo anche nella parte più a rischio. Il presidente Mattarella viene qua al Bearzi a visitare la famiglia del ragazzo che è morto su un'operazione di alternanza lavoro. Poi anche lì in Italia siamo bravi, prima uno strumento che funzionava, poi uno strumento che non funziona più. Cioè i radicalismi sono sempre... Però una riflessione su questo va fatta. Siccome il modello alternanza lavoro è un modello che funziona e ha funzionato, perché è un modello che in qualche modo ha avvicinato sempre più la domanda all'offerta. Perché noi abbiamo sempre avuto io ho fatto il liceo, questo problema di preparare dei disoccupati potenziali, escono dal corso, dopo il periodo di formazione più lungo, arrivano sul mercato del lavoro che non ha bisogno di questa gente, ha bisogno di altri, vediamo il successo dell'ITS, insomma, vediamo... Allora, questo aveva un senso rispetto a quella prospettiva, però che è chiaro che quella prospettiva deve essere sinergicamente, in maniera indissolubile legata con quello della sicurezza sul lavoro. Con la professoressa Zilli stiamo lavorando a un'idea di una legge regionale che in qualche modo metta su uno stesso tavolo, uno stesso livello, tutti i soggetti, INAIL, INPS, università, organizzazioni sindacali, per far sì che anche su questa partita della sicurezza sul lavoro ci sia un coordinamento, perché molte volte c'è un po' una catena che non si tiene, perché credo che questo sia l'altra cosa fondamentale, che noi dobbiamo essere come società civile in grado di, garantire allo straniero che viene a lavorare che può venire a lavorare senza porlo all'ultima fascia della catena del lavoro e ponendo in condizioni di sicurezza sul lavoro. Allora così si fa integrazione.
Così si fa integrazione, diventa risorsa necessaria per la nostra regione per poter poi ottenere quei risultati in termini di progresso della comunità, non solo economico, guardate, ma sociale e culturale prima di tutto. Perché la diversità è sempre ricchezza se viene gestita e viene messa nelle condizioni del rispetto reciproco, dei diritti e dei doveri. Allora vi ringrazio perché secondo me è con attività di questo tipo, interprofessionali, intergenerazionali, di competenze diverse, con le funzioni che ognuno ha e la responsabilità che ognuno ha di fare un pezzo di strada su questa via che state tracciando e che cerchiamo di tracciare, credo che risieda anche la dignità del patrocinio di una regione come la nostra, che rappresenta una comunità che vuole guardare avanti, però vuole guardare avanti senza essere portata con l'anello al naso dove magari altre condizioni di carattere globale ci vogliono portare. Ringrazio ancora il Presidente Zanin per averci dedicato del tempo e essere stato qui presente oggi. Rinnovo i ringraziamenti a tutti gli intervenuti nella speranza di avere la possibilità di continuare ad andare avanti con questa collaborazione tra tutti i soggetti presenti. Sì. Chiamo ora al tavolo gli altri relatori e iniziamo ad entrare nel vivo della giornata di oggi. Passerei subito la parola al primo relatore della giornata, ovvero il professor Domenico Garofalo, professore ordinario di diritto del lavoro, docente di diritto del lavoro nell'Università di Bari, avvocato cassazionista, docente formatore nei corsi di aggiornamento per magistrati, avvocati e consulenti del lavoro, nonché autore di oltre 260 pubblicazioni. Il professor Garofalo affronterà in particolare il tema degli appalti e dell'intermediazione di manodopera, contesto nel quale il lavoro degli stranieri assume certamente una particolare rilevanza. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori di questa iniziativa che consente a me personalmente, ma a tutti voi, di fare il punto su un tema che è quello degli appalti, ma ritengo che forse è più opportuno allargare il discorso alla intermediazione, sul quale il contributo del legislatore, ma anche degli enti previdenziali e dell'Ispettorato del Lavoro è costante, per cui dire che si sia raggiunta la meta è praticamente impossibile. Che nesso c'è tra il tema dell'intermediazione e quello degli stranieri? Nesso che potrebbe prima facie, sfuggire. Il nesso c'è in quanto la manodopera straniera, forse io preferisco l'espressione extracomunitaria, è una manodopera che non viene utilizzata in maniera diretta, ma appunto affidandosi a quei fenomeni di esternalizzazione che poi sfociano nella intermediazione. E il compito del consulente del lavoro lo ha ben messo in evidenza il presidente dell'ANCL nella comunicazione che mi ha mandato invitandomi a questa iniziativa, è quella di tracciare la linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito. Una linea di confine che, vi garantisco, non è sempre agevole tracciare, individuare. A volte per la non chiarezza del dato normativo, spesso anche per l'intervento della produzione amministrativa che di solito è proclive ad aggiungere al dato normativo quello che il dato normativo non presenta. Ed è una operazione, quella di tracciare la linea di confine, indispensabile per l'impresa e per il consulente del lavoro. Per l'impresa perché bisogna evitare che il minor costo di oggi diventi un maggior costo domani. Per il consulente del lavoro perché è sempre in prima linea, è lui che è chiamato a indicare gli strumenti da utilizzare, qual è la strumentazione migliore da utilizzare, e qui spesso si assume anche responsabilità rispetto alle indicazioni che fornisce all'impresa. Quindi tracciare la linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito. E devo dire che in questa operazione, poiché agli appalti
sia quelli genuini sia quelli non genuini, l'ordinamento riconnette una serie di conseguenze: la responsabilità solidale quando l'appalto è genuino, l'apparato sanzionatorio civilistico, amministrativo e penale quando non è genuino, e spesso si ha l'idea di evitare di incappare in queste conseguenze, in questi effetti, come facendo scelte contrattuali alternative. Quindi sostanzialmente l'intermediazione non è soltanto appalto, ma è anche altra tipologia contrattuale, spesso utilizzata nel convincimento, vi dico subito, sbagliato, errato, che attingendo ad altre tipologie contrattuali si possono appunto evitare le conseguenze che l'ordinamento riconnette all'istituto dell'appalto. Il repertorio è noto a tutti: subfornitura, vendita di cosa futura, distacco transnazionale, nolo a caldo, adesso non vi sto a fare l'elenco. Però deve essere chiaro una cosa, che la scelta dello strumento al quale si affida la intermediazione non è una scelta che mette al riparo l'utilizzatore dalle conseguenze collegate all'appalto. Perché? Perché oramai si è affermato il principio che le regole valide per l'appalto, le regole che il legislatore ha dettato in relazione all'appalto, sono applicabili anche a tutte le ipotesi in cui c'è un fenomeno interpositorio o di intermediazione, che dir si voglia. Questo principio non è ovviamente frutto della mia fantasia né tantomeno una mia opinione, ma è stato enunciato dalla Corte Costituzionale nel 2017 con la ormai nota sentenza numero 254. La vicenda qual era? Ci si chiedeva se l'articolo 29 sulla responsabilità solidale in tema di appalto fosse o meno applicabile alla subfornitura. E lì proprio la Corte di Appello di Venezia aveva sollevato un incidente di costituzionalità, ritenendo che la mancata previsione per la subfornitura di un meccanismo analogo a quello contenuto nell'articolo 29 configurasse una disparità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. La Corte come ha risposto? Ha detto: nessun problema, è una regola, è un principio di carattere generale immanente al nostro ordinamento, quello in forza del quale sono chiamati a rispondere nei confronti dei lavoratori degli enti previdenziali in via solidale i soggetti che utilizzano qualunque forma di esternalizzazione o di intermediazione. Quindi sostanzialmente la Corte non ha accolto l'eccezione di legittimità perché non c'era bisogno di farlo, in quanto ha affermato che questa è una regola immanente nel nostro ordinamento. L'INL, l'ispettorato, ha preso ovviamente la palla al volo, ha emanato 2 circolari a ridosso della sentenza della Corte, la numero 6 e la numero 7 del 2018, ed è andato oltre. Se voi vi leggete la parte finale della circolare 6, lì leggete che addirittura, secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, v'è responsabilità solidale anche nel caso di distacco. Sappiamo quali sono le caratteristiche dell'istituto del distacco. Quindi non fate sforzi inutili, non affidate la fantasia a cercare come di scappatoie o sistemi alternativi all'appalto, anche se consigliate di utilizzare strumenti contrattuali diversi dall'appalto. È opportuno sapere che quelle regole e conseguentemente anche le sanzioni previste per l'appalto sono oramai applicabili anche alle altre forme di relazione contrattuale. Fatta questa premessa, e vi prego di non prendere il mio tono come un tono minaccioso, vediamo quali sono le questioni delle quali occuparci. Ovviamente non vi starò qui a fare una lezione sulla tematica degli appalti, perché siete consulenti del lavoro e quindi parto già dal livello alto di conoscenze che avete. Non siete né studenti né tantomeno avvocati, siete consulenti del lavoro e quindi il livello di conoscenza è già attestato a un certo livello. Quindi vado oltre. Oltre significa ragionare insieme delle novità in tema di intermediazione, diciamo dell'ultimo triennio,
per qualche cosa ovviamente andrò più indietro nel tempo, ma tendenzialmente possiamo temporizzare la riflessione all'ultimo triennio. E direi che il primo aspetto da esaminare sono le questioni che si pongono in tema di responsabilità solidale. Quindi l'apparato di tutela che l'ordinamento predispone quando l'appalto è genuino. Voglio tenere distinte le due ipotesi dell'appalto genuino da un lato e dell'appalto, adesso chiamiamolo in maniera indistinta, non genuino dall'altra parte. Quindi la responsabilità solidale quando l'appalto è genuino. E vi dico subito che una prima novità che forse risolve un problema sul quale ci siamo spesso intrattenuti è una novità in tema di contratto di trasporto. Nella legge numero 234 del 2021, che un po' occupa il secondo posto nella classifica dei mostri legislativi, 1034 commi, il primo posto è occupato ancora da 296, mantiene il primato con i 1304 commi. Bene, nella 234 del 2021 c'è una norma che è quella contenuta nel comma numero 819 che ha introdotto una nuova norma, un nuovo articolo nel codice civile, l'articolo 1677 bis. Perché è una norma importante? Perché quando parliamo di trasporto si è discusso e si discute a livello giurisprudenziale. È una ipotesi riconducibile all'appalto e quindi si applica l'articolo 29 del 276, oppure una fattispecie contrattuale autonoma, come il codice ci dice, e in tal caso voi sapete che a livello di responsabilità solidale si applica l'articolo numero, fatemelo cercare, 83 bis del decreto legge 112 del 2008, che accorcia il periodo di ultraattività rispetto alla cessazione del contratto da 2 a 1 anno ed esclude la responsabilità solidale ove il committente abbia verificato al momento della stipula del contratto l'affidabilità, uso questa espressione in maniera sintetica, del vettore. Quindi la domanda è: si applica il regime del 29 o il regime dell'articolo 83 bis? Perché appunto si fa fatica a distinguere le due tipologie contrattuali. La norma che è stata appunto introdotta dalla legge finanziaria, l'articolo 1677 bis, ci dice che se l'appalto ha per oggetto congiuntamente la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo all'altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto in quanto compatibili. Quindi se c'è un contratto che ha una pluralità di servizi, questa norma consente di separare l'attività di trasporto dagli altri servizi e quindi a quelli di trasporto si applicherà l'83 bis, agli altri servizi l'articolo 29. Seconda questione, non è recente, ve la voglio soltanto ricordare, l'applicabilità della responsabilità solidale anche ai lavoratori autonomi. Quindi quando in un contratto di appalto è coinvolto un lavoratore autonomo, anche nei confronti di costui scatta la responsabilità solidale. Allora, la norma, giusto per far sfoggio di numeri, è l'articolo 9 del decreto legge 76 del 2013. Allora, la norma è questa. Qual è il problema? Il problema è che la norma parla di lavoro autonomo, anzi di contratto di lavoro autonomo, senza fare una distinzione tra il 2222 e il 409 sulle co-co-co. Perché dico questo? Perché mentre per le co-co-co un problema di responsabilità solidale è individuabile anche rispetto alla contribuzione, rispetto al lavoratore autonomo, chiamiamolo puro il 2222, si fa fatica a rimbalzare sul committente una inadempienza contributiva che fa carico integralmente sul lavoratore autonomo. La norma c'è, a me non è mai capitato di imbattermi su questa fattispecie, però vi garantisco che non è una norma di facile applicazione per il motivo che vi ho detto. Terzo profilo,
l'operatività del termine decadenziale di 2 anni dalla cessazione dell'appalto anche per i crediti contributivi dell'INPS e dell'INAIL. Allora, la norma, l'articolo 29 è chiaro. L'articolo 29 fa riferimento a una responsabilità solidale che opera per i 2 anni successivi alla cessazione dell'appalto, sia per i crediti retributivi, sia per i crediti degli enti previdenziali. La Cassazione, che è il 12° uomo in campo dell'INPS, ha detto no, dobbiamo distinguere, perché per i crediti previdenziali non opera il termine decadenziale di 2 anni, ma quello ordinario prescrizionale, che è di 5 anni, salvo denuncia del lavoratore, si espande a 10. Abbiamo tentato in tutti i modi di dire questa è la norma è chiara, fa riferimento sia ai crediti dei lavoratori sia a quelli degli enti previdenziali. Il fiato è stato sprecato invano, la Cassazione ha mantenuto questa posizione. L'ultima sentenza, a me nota, ce ne potrebbero essere altre a me non note, è 16 dicembre 2020, numero 28.694. Quindi non perdete tempo. Per i crediti contributivi non è il termine decadenziale di 2 anni, ma quello prescrizionale di 5, che come sapete si estende a 10 se c'è una denuncia da parte del lavoratore. Quarto profilo. Tutti i crediti del lavoratore sono coperti dalla responsabilità solidale. Il caso esaminato sempre dalla Cassazione è quello di un lavoratore impiegato nell'appalto, ma licenziato dopo la scadenza dell'appalto, che reclamava il preavviso e è andato a bussare cassa al committente. Quindi ha detto: scusa, l'appalto è scaduto, questo credito che tu vanti è collegato o no all'appalto? La Cassazione dà la risposta: ove il credito non sia collegato all'appalto, non opera la responsabilità solidale, anche se il lavoratore reclamante abbia appunto svolto attività all'interno dell'appalto. La sentenza non è recente, quindi ometto di dirlo, ma è opportuno che vi ho segnalato questo aspetto. E veniamo adesso al problema, a uno dei problemi che più ci affliggono, la diffida accertativa. Allora, sull'articolo 12 del decreto 124 abbiamo portato avanti non delle battaglie, delle crociate, perché abbiamo sempre sostenuto che quello strumento sia uno strumento che comprime in maniera illegittima, anzi anticostituzionale, per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, il diritto di difesa del datore di lavoro. Il lavoratore va all'ispettorato, racconta la storiella, l'ispettorato fa, si dice, un istruttore ed emana un provvedimento che addirittura è già a titolo esecutivo. Stavamo ancora a rimuginare su questo aspetto, ci è arrivato il colpo finale. L'articolo 12 del 124 è stato modificato dall'articolo 12 bis, per puro caso i numeri coincidono, del decreto legge 76 del 2020, che ha esteso la diffida accertativa anche al responsabile solidale. Quindi non hai avuto contezza dello sviluppo del rapporto di lavoro, non sei stato minimamente coinvolto nell'attività istruttoria che si dice l'ispettorato effettua per quanto riguarda l'emanazione della diffida accertativa, e messa là a consumare il pranzo, ti squilla il campanello e ti arriva la notifica della diffida accertativa, rispetto alla quale non hai evidentemente alcun argomento da spendere, perché quel soggetto non è tuo dipendente, sta dipendente appunto del somministratore o dell'appaltatore che sia. Quindi è un problema, il problema è insorto appunto di recente, ovviamente ci sono già le circolari dell'INL, la 6 2020, sul quale dovremo ragionare, perché a mio parere l'estensione della diffida al responsabile solidale va oltre la lesione del diritto di difesa di cui ho parlato prima. Ultima notazione sulla responsabilità solidale: è possibile scansarsela? Come dire, quando non si sa a quale santo votarsi, il santo è santo articolo 8 del decreto legge 138 del 2011, il contratto di prossimità. Quindi è possibile derogare alla responsabilità solidale alle condizioni previste dall'articolo 8 del decreto 138 anche appunto con il contratto di prossimità. Qual è l'atteggiamento della giurisprudenza sul contratto di prossimità? Rassegnati, è totalmente negativo.
Cioè lì quando si entra in aula a ragionare di un contratto di prossimità non è una partita 0-0, è da 0-2, parti già da 2 gol sotto. Quindi, come dire, quando si dice al cliente, ma ho sentito dire dal vicino di casa che si può derogare col contratto di prossimità, dite, il vicino di casa pensa per sé, noi pensiamo per noi, lo vuoi fare, però ti faccio una diffida in cui ti dico prima quali sono i rischi connessi all'utilizzazione del contratto di prossimità. Chiuso il discorso sulla responsabilità solidale, il problema che dobbiamo affrontare è come può il committente scansare la responsabilità solidale, soprattutto come può controllare che l'appaltatore o il subappaltatore rispetti le regole, rispetti la legge, rispetti i contratti collettivi. È chiaro che c'è un problema di possesso dei dati e allora da questo punto di vista si è mosso l'INPS che ha creato l'applicativo MOCOA, non è una parolaccia, MOCOA significa monitoraggio congruità occupazionale appalti, quindi è un applicativo. L'applicativo del MOCOA è stato poi ovviamente affidato ad un messaggio dell'INPS, il numero 428 del 27 gennaio del 2022, quindi diciamo è un fenomeno abbastanza recente. Allora, spiegare il MOCOA richiede tempo e vedo che sto già galoppando verso l'esaurimento del mio tempo. Diciamo che è un portale nel quale vanno inseriti i dati relativi agli appalti e subappalti e allo scopo di poi verificare la congruità occupazionale dei lavoratori utilizzati all'interno dell'appalto. E allora qual è il problema? Il problema è che il DURC oramai non è più sufficiente. Il DURC garantisce soltanto la corrispondenza tra il denunciato e il pagato, ammesso non sia falso, cioè non sia falso la delega di pagamento. Altro non garantisce. E quindi evidentemente è necessario che il committente possa attingere ulteriori dati sugli appaltatori e sui subappaltatori, onde appunto verificare se questi sono in regola e poi evitare la scampanellata dietro la porta di casa. Allora c'è l'accesso al portale creato appunto dall'INPS del MOCOA è affidato a un manuale operativo che si può scaricare sul sito. E diciamo che la cosa importante che va detto qual è che occorre fornire una serie di dati anche rispetto ad un profilo nel quale ci battiamo quando ragioniamo di appalti, l'utilizzo parziale del lavoratore, perché non ce lo nascondiamo, spesso che cosa accade? Che un lavoratore utilizzato in un appalto, diciamo al 20%, vada poi a bussare cassa al committente al 100%. E allora, attraverso il MOCOA, sarà possibile, se correttamente utilizzato, non è il tempo per spiegarlo ovviamente, di verificare anche qual è la percentuale di utilizzo del lavoratore nell'appalto. Però occhio, se i dati non vengono forniti, si intenderà quel lavoratore utilizzato al 100% nell'appalto. Quindi, come dire, il MOCOA è uno strumento, è un ausilio, però bisogna saperlo usare e usarlo bene, perché il cattivo uso del MOCOA potrebbe paradossalmente produrre l'effetto diametralmente opposto. Allora, ripeto, chiarimenti sul MOCOA li potete rintracciare nel messaggio che vi ho citato, il 428 del 27 gennaio del 2022, segnalandovi da ultimo che il MOCOA emette mensilmente il DOCOA, che è il documento di congruità occupazionale, e nel DOCOA saranno presenti i cosiddetti alert. Quindi se ci sono delle anomalie, delle discordanze, il rapporto mensile, appunto il DOCOA, dirà attento, ci sono problemi sui codici fiscali, c'è un problema sui contributi versati, c'è un problema sulla presenza di situazioni debitorie in capo alle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Quindi diciamo che attraverso gli alert il committente potrà in qualche modo appunto seguire, controllare i propri appaltatori o i propri subappaltatori. Le sanzioni, veniamo all'aspetto più piacevole del tema. Qual è l'apparato sanzionatorio nel caso di appalto non genuino? Allora, qui c'è un problema di fondo, che
è proprio terminologico. Se volete mettere in imbarazzo qualcuno, un collega, io lo faccio con gli studenti, dico mi fai la differenza tra appalto non genuino, appalto illegittimo, appalto illecito e appalto fraudolento, quello si alza e se ne va, vengo la prossima volta. Perché i colleghi, se c'è di tutti, dipende solo i pochi eletti possono, diciamo, destreggiarsi in questa selva oscura. Quindi c'è un problema di terminologia, ma che non è un problema terminologico, è sostanziale, perché a seconda del vizio che l'appalto presenta scatta un apparato sanzionatorio diverso. Allora, vediamo di mettere qualche piccolo punto fermo. L'appalto non genuino è quello che viene svolto da un'impresa che non abbia una propria organizzazione e non assuma su di sé il rischio di impresa. È sostanzialmente la definizione che vi dà l'articolo 29,1 del 276. E qual è l'effetto dell'appalto non genuino, la conseguenza? Innanzitutto sul piano civilistico, il lavoratore, articolo 29,3 bis, può andare dal giudice e dire il mio rapporto non è con Domenico Garofalo, l'appaltatore o il subappaltatore, ma è con il reale utilizzatore, cioè con il committente. Quindi chiedere la costituzione del rapporto in capo al committente. E questo è l'effetto sul piano civilistico. Per fortuna il legislatore ha detto che in tutti e tre i casi di intermediazione, cioè somministrazione, appalto e distacco, tutto quello che ha fatto, che ha pagato il finto datore di lavoro viene imputato al reale datore di lavoro, quindi non si parte da zero sostanzialmente. E qui un primo problema. Arriva l'ispettorato in azienda e mi contesta la non genuinità dell'appalto. No, interroga i lavoratori e i lavoratori dicono noi stiamo bene come stiamo. Cioè non ci interessa che l'appalto non sia genuino, siamo formalmente dipendenti di Piro, che è una bella ragazza, sostanzialmente ci utilizza Garofalo, che è un brutto uomo, vogliamo rimanere in queste condizioni. L'ispettorato può rassegnarsi e andare via? No, l'ispettorato dice no, c'è un interesse pubblico alla reale imputazione del rapporto che è collegato alla posizione contributiva. Quindi sostanzialmente l'inerzia del lavoratore non neutralizza l'eventuale iniziativa dell'INPS che punti attraverso la non genuinità dell'appalto a recuperare contributi che la Piro, che è una bella donna, un evasore, non ha versato alle scadenze previste. C'è una sentenza di Cassazione, una delle tante ovviamente, è la numero 29618 del 2019 che separa l'azione che può esperire il lavoratore da quella che invece può liberamente, autonomamente esperire l'INPS. Quindi questo è il quadro a livello di sanzioni a livello civilistico. Le sanzioni a livello amministrativo, l'articolo 18,5 bis del 276. Allora, in una sentenza penale della quale vi parlerò in chiusura, il giudice della Cassazione penale ha bacchettato il PM perché aveva invocato questa norma per supportare l'azione penale. La Cassazione ha detto bimbo, non ti sei reso conto che questa norma non supporta più la sanzione penale, salvo che non si tratti di minori, in quanto è stata depenalizzata con il decreto legislativo 8 del 2016. Quindi la sanzione prevista nell'articolo 18,5 bis del 276, dopo la depenalizzazione, qui dopo il decreto 8, è rimasta nella misura 50 euro al giorno per l'utilizzatore, per ogni giorno di utilizzo del lavoratore per ogni lavoratore, entro il limite minimo massimo del comma 6 dell'articolo 1, 5.000, 50.000, ma non è più una sanzione penale, è una sanzione amministrativa. Poi sulla depenalizzazione potremmo dire molto, ma non ho il tempo di dirvi manco mezza parola. L'apparato sanzionatorio penale. L'apparato sanzionatorio penale era stato eliminato con il Jobs Act e però con il primo decreto legge del governo giallo-roro, attrazione Lega 5 Stelle, il famoso decreto degnità, il numero 87 del 2018, la sanzione penale è stata reintrodotta.
Il decreto legge 87 ha introdotto nel decreto 81 l'articolo 38 bis che sostanzialmente ripropone la sanzione penale. Quando? Ecco il punto. Per la somministrazione fraudolenta. Allora, e qui torna il problema terminologico di cui vi ho parlato prima. Sono 20 euro al giorno di ammenda per ogni lavoratore per ogni giorno di lavoro. E la domanda è, ok, ammenda, quindi penale, e quando si applica l'ammenda? Allora, l'Ispettorato del Lavoro, l'INL, ha emanato la circolare 3 del 2019, che è quella che vi sto mostrando. Io l'ho letta un sacco di volte. Se uno mi dice, ma puoi fare una sintesi, è un'operazione praticamente impossibile. È tutto un giro di parole, all'esito del quale, vi invito a rileggerla, dando per scontato che l'abbiate già letta, si dice ogni appalto non genuino, poiché si dà per scontato che tende ad eludere le tutele del lavoratore, costituisce un'ipotesi di somministrazione fraudolenta, quindi assoggettata alla sanzione penale del 38 bis. Qui non c'è, secondo l'ispettorato, un'ipotesi, ma dico una, in cui l'appalto non genuino non sottenta l'intento di appunto non applicare le leggi e i contratti collettivi a tutela dei lavoratori. È andato oltre, ha detto state attenti, questa sanzione non necessita per forza dell'appalto, si può anche verificare in assenza di appalto, addirittura anche in capo alle agenzie per il lavoro. E l'ultima, diciamo, delle novità, oramai l'ispettorato ha puntato anche le agenzie per il lavoro perché spesso viene riscontrato, secondo l'ispettorato, che la utilizzazione fraudolenta dei lavoratori, cioè quella finalizzata a non applicare leggi e contratti collettivi, non passa attraverso il nigeriano che guida il pulmino, ma anche attraverso le agenzie per il lavoro. Quindi, circolare 3 2019, leggetevela, se riuscite a prendere sonno dopo averla letta, evidentemente l'avete capita meglio di come l'abbia capito io. Allora, sull'apparato sanzionatorio vi ho detto le due cose che potevo dirvi. Il problema della responsabilità anche per le ritenute fiscali è una delle cose più recenti, in vigore dal 1 gennaio del 2020, per effetto dell'articolo 17 bis del decreto 241 del 97 inserito dall'articolo 4 del decreto legge 124 del 2019, quindi ecco perché novità dell'ultimo triennio. Allora non è la responsabilità solidale per i crediti lavoro e per i crediti contributivi, è qualcosa oggettivamente di diverso. Però ecco, diciamo, è una procedura che i committenti devono seguire con l'obbligo di effettuare la sospensione dei pagamenti nella misura del 20%, massimo del 20% del valore del contratto d'appalto e in ogni caso una misura pari alle ritenute non versate dagli appaltatori e dai subappaltatori. E soprattutto questa norma dice una cosa importante, che non è possibile compensare con eventuali crediti che il contribuente abbia con la contribuzione previdenziale. Quindi, come dire, sottolinea anche per evitare meccanismi elusivi la non compensabilità tra i crediti a livello fiscale che il soggetto possa vantare rispetto alla contribuzione previdenziale. Altra novità, i subappalti pubblici. Quindi questa novità non riguarda gli appalti pubblici, ma i subappalti pubblici. E ci sono un po' di problemi. Allora, innanzitutto, la norma è del 2021, il decreto legge 77, che ha modificato l'articolo 105,14 del codice degli appalti pubblici, il decreto 50 del 2016. Quindi, decreto legge 77-2021, per lo specifico l'articolo 49, ha modificato il comma 14 dell'articolo 105 del decreto 50, il testo unico sugli appalti pubblici. C'è già la nota della INL, la 1507 del 6 ottobre del 2021. Che cosa dice questa norma? Sostanzialmente la norma estende la clausola sociale, quella relativa al trattamento da riservare ai lavoratori impiegati nell'appalto, l'articolo 30 del testo unico, ai dipendenti dei subappaltatori. Come?
attraverso un meccanismo, consentite un'espressione che è impropria, tecnica, di parità di trattamento, cioè devi applicare lo stesso trattamento che applica l'appaltatore ai propri dipendenti, anzi devi applicare il contratto collettivo che applica l'appaltatore. Allora qui si apre la finestra sull'universo, andrebbe da dire una marea di cose, perché poi rispetto a questa clausola sociale, articolo 30, rinforzata adesso dal 105,14 come modificato, il Consiglio di Stato continua a lanciare dei messaggi diversi: la libertà dell'impresa, la libertà delle pubbliche amministrazioni, libertà di scegliere il contratto collettivo, libertà di scegliere i lavoratori da assumere. Quindi diciamo che oggettivamente gli appaltatori sono disorientati. Se leggi le norme ti sembra di essere incatenato alla porta, alla finestra; se ti leggi le sentenze della Corte Costituzionale ti sembra di stare in montagna, aria pura, aria di libertà. Ovviamente la verità sta nel mezzo. Che il Consiglio di Stato abbia detto sì, compete all'imprenditore scegliere il contratto collettivo, è vero, purtroppo il Consiglio di Stato lo ha scritto, Dio perdona loro, non sanno quel che fanno, però di fatto il Consiglio di Stato ha aggiunto un particolare: comunque deve trattarsi del contratto collettivo del settore a che afferisce all'attività oggetto dell'appalto, quindi non comanda il settore di appartenenza dell'impresa, ma l'attività dedotta nell'appalto. Ecco il punto. Per cui io non andrò mai ad applicare per un servizio di guardiania il contratto collettivo dei metalmeccanici o dei chimici, però quando parliamo di guardiania lì si apre il baratro: multiservizi, cooperative sociali, portierato, istituti fiduciari, non ne parliamo. Quindi comunque comanda l'attività dedotta nell'appalto, salvo che non si tratti di un'attività marginale, in quel caso allora il discorso prende una piega diversa. Quindi per i subappalti pubblici divertitevi con questo nuovo comma 14 dell'articolo 105 e della nota INL 1507 del 6 ottobre del 2021. Siamo planati inevitabilmente sullo sfruttamento. Io ho visto in tabella che ci sono degli interventi, proprio la dottoressa Pilo ve ne parlerà, quindi non voglio invadere il campo occupato dalla dottoressa Pilo, pure la mia vicina di posto, sarebbe proprio una scorretta. Però ecco, vi voglio segnalare una recente sentenza della Cassazione Penale del 4 marzo del 2022, quindi di un mesetto fa, la numero 7861. Allora, quando si parla di sfruttamento del lavoro, i problemi sono tre. Primo problema: i famosi indici dello sfruttamento sono concorrenti o sono alternativi? Secondo problema: la giurisprudenza può utilizzare indici ulteriori e diversi da quelli previsti dal 603 bis? E poi la terza domanda è: sfruttamento è sufficiente per la punibilità o occorre l'approfittamento dello stato di bisogno? E se sì, che cosa si intende per approfittamento dello stato di bisogno? Tutti i lavoratori sono bisognosi, lavorano per portare il pane a casa per il coniuge e per i propri figli. Quindi in teoria sempre c'è approfittamento dello stato di bisogno. Ecco, questa sentenza della Cassazione di qualche giorno fa, 4 marzo 2022, dà risposta a questi tre interrogativi. Uno: gli indici sono pacificamente alternativi e addirittura si può riscontrare sfruttamento anche se il giudice verifica la ricorrenza di uno degli indici rispetto a un solo lavoratore. Quindi su questo punto la Cassazione è stata chiara: sono non concorrenti ma alternativi, è sufficiente un indice anche nei confronti di un solo lavoratore. Secondo passaggio: la giurisprudenza può elaborarne o utilizzarne gli altri? Rigorosamente sì. Quell'elenco del 603 bis è un elenco non tassativo, ma meramente esemplificativo. Più interessante il terzo passaggio, quello relativo allo stato di bisogno. Allora, quando abbiamo discusso nei convegni fatti a ridosso della novella del 603 bis, siamo andati alla caccia di qualche criterio che ci potesse dire: ok, questo è lo stato di bisogno del quale c'è approfittamento. E avevamo pensato, io ricordo di averlo anche scritto da qualche parte, che si potesse utilizzare il concetto di vulnerabilità
che si rinviene nelle fonti comunitarie e internazionali. Ma la vulnerabilità delle fonti comunitarie e internazionali è riferita alla schiavitù, alla tratta degli esseri umani, per capirci all'articolo 600 del codice penale. La Cassazione dice no, halt, una cosa è la vulnerabilità riferita appunto alla tratta degli esseri umani, altro è lo stato di bisogno, e dà quindi una sua definizione. Dice la Cassazione, lo stato di bisogno si identifica con un impellente assillo, cioè una situazione di grave difficoltà anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Non è facile, io l'ho voluta leggere perché non riesco a recitarla a memoria. E in questo poi ha aggiunto, e qua ha ragione la Cassazione, bisogna tener conto anche dell'età e del livello di professionalità del lavoratore. Un anziano poco professionalizzato è ovviamente più ricattabile di un giovane altamente professionalizzato. Quindi sullo sfruttamento del lavoro, che intanto costituisce illecito penale se c'è l'approfittamento, teniamo conto di questa recente importante sentenza. Poi, nella parte finale, la Cassazione si è un po' divertita. Ha detto quindi lo scarto tra retribuzione erogata e retribuzione contrattuale, 10% non è sfruttamento. Andavano a raccogliere fragole con le scarpe da ginnastica, non è sfruttamento, perché le scarpe da ginnastica sono comode nel frutteto dove si raccoglie fragole. E poi quelli stavano sempre piegati per poter raccogliere fragole. Ha detto ragazzi, come vogliono stare per raccogliere fragole? È chiaro che stavano piegati, quindi sostanzialmente avranno preso di mira il pubblico ministero e lo hanno fatto a pezzi anche sui passaggi ai quali il PM aveva collegato per inciso. Il fenomeno era riferito ad un'azienda agricola di Policoro, che appunto è un paese della provincia di Matera. Come concludo, avendo esaurito il tempo a mia disposizione, con due cose. Innanzitutto, il Ministero ha creato il portale il Ministero ha istituito il tavolo tecnico per elaborare il piano nazionale di lotta al lavoro sommerso. Orlando è proclive a creare tavoli tecnici, commissioni, perché bisogna accontentare un po' tutti, quindi all'interno delle commissioni c'entra un po' di gente. E tra le missioni del tavolo tecnico c'è quello di delineare un'opportuna strategia di indirizzo dell'attività ispettiva. Ovviamente vorrei capire come io, non sto nominando, non lo sarò mai, professore universitario, posso dare direttive all'attività ispettiva che si svolge nei campi, soprattutto per quanto riguarda il contrasto al lavoro sommerso nei campi. E poi deve individuare anche modalità concrete di denunzia da parte dei lavoratori, che sono ovviamente sempre ricattati dai caporali che girano in mezzo ai campi con i mitra, e poi deve favorire il dialogo e la collaborazione con le parti sociali. A fianco al tavolo tecnico per elaborare il piano nasce il portale nazionale. Questa è una cosa invece un po' più seria. Nasce come? Non è una norma già in vigore, è lo schema di decreto legge che ho chiamato il decreto legge 80 bis, misure urgenti per l'attuazione del PNRR. E quindi ho letto lo schema di decreto, ma lo schema non è ancora, il decreto non è stato ancora pubblicato. Si prevede la modifica della norma che prevede dall'articolo 10 del decreto 124, che utilizzava come banca dati una sezione della Borsa Nazionale Continua del Lavoro. Bene, viene creata una banca dati ad hoc, il portale unico, nel quale confluiranno tutti i verbali ispettivi e addirittura anche gli atti giudiziari, per sapere se Garofalo le sue bravate le pone in essere in Piemonte, in Lombardia, in Friuli, in Emilia Romagna e via discorrendo. Quindi attraverso questo portale si avrà l'incrocio di tutti i dati, proprio per evitare, come spesso accade con grande gioia per gli avvocati, che la mano destra non sappia quello che fa la mano sinistra. Ovviamente non è norma ancora di legge, è contenuto in questa bozza, ma io do per certo che tra qualche giorno il decreto legge verrà pubblicato. Ultima cosa,
su dottrina lavoro, l'ultimo numero di oggi, c'è il vademecum per la maxi sanzione per il lavoro sommerso. L'ho stampato in studio al volo uscendo per venire qua. Quindi c'è questo vademecum che oggi reca dottrina lavoro che potrebbe occupare le prossime ore di sonno. Grazie. Ringrazio moltissimo il professor Garofalo per il suo intervento e non posso che accogliere quanto da lui detto e confermare l'importanza di noi consulenti del lavoro nel guidare e indirizzare i nostri clienti nella scelta degli strumenti corretti per portarli, diciamo, lontano da tutto quello che è il mondo dell'illecito. Rimanendo sempre in tema di appalti e intermediazione di manodopera, in questo caso con un particolare focus sul settore agroalimentare, lascio la parola alla dottoressa Valeria Piro, sociologa del lavoro e assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Milano. In precedente la dottoressa è stata anche assegnista nelle università di Padova e di Bologna, dove ha anche insegnato sociologia delle migrazioni e metodi per la ricerca qualitativa. I suoi interessi riguardano le politiche migratorie, i processi migratori del lavoro e le forme di agency individuale e collettiva. Negli ultimi anni la dottoressa ha studiato principalmente le organizzazioni sindacali e le forme di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici con vari focus, tra cui quello sul lavoro migrante. Buongiorno a tutte e tutti. Non nascondo l'emozione per essere qui e anche mi scuso anticipatamente con voi se il mio intervento vi porta totalmente su un altro piano rispetto a quello che mi ha preceduto e immagino anche rispetto a quelle che mi seguiranno. E preparando questa presentazione mi chiedevo in che modo, diciamo, la sociologia potesse apportare un contributo a questa giornata di riflessione su questi temi che sono evidentemente molto importanti, soprattutto per un pubblico come il vostro che maneggia, no? Si occupa giornalmente di queste questioni. Quindi appunto nel chiedermi qual era l'apporto che come sociologa potevo dare, ho leggermente modificato il titolo della mia presentazione, quindi parlerò di intermediazione di lavoro migrante nei termini di una relazione, perché quello che cercherò di sottolineare e cercherò di farvi vedere è proprio come un fenomeno come quello dell'intermediazione, così come ogni altro fenomeno economico, sia di fatto incastonato in una serie di relazioni sociali che lo producono, sia di fatto embedded, no? Per usare un termine polaniano, all'interno delle relazioni sociali che lo producono. Quindi ecco, in questi anni, e anche qui spero di non deludere gli organizzatori del convegno, mi sono occupata di raccogliere dati e evidenze empiriche che però non hanno la forma di grafici e statistiche, ma sono abbastanza differenti. Si tratta per lo più di dati di tipo qualitativo ed etnografico, che in buona sostanza significa essere presenti, partecipi nei contesti di vita e di lavoro delle persone migranti e raccogliere sostanzialmente il loro punto di vista rispetto a quello che è il fenomeno di cui ci stiamo interessando. Quindi rispetto per esempio alla relazione che mi ha preceduto, quello che ascolterete è principalmente il punto di vista, le storie di vita, di lavoro e di migrazione di chi questi fenomeni, diciamo, queste forme di lavoro le esperisce. Quindi ecco, spostiamo un po' l'angolo di osservazione in realtà. Quindi i due contesti di cui mi sono maggiormente occupata, su cui ho raccolto dati e informazioni nel corso di molti anni, perché ecco, un altro elemento che contraddistingue la sociologia qualitativa è l'osservare un contesto per molti anni, diciamo in un periodo lungo, quindi osservarne le evoluzioni anche quando il progetto di ricerca in qualche modo finisce, no? I fondi si esauriscono, si continua però a mantenere un legame. E in particolare nel mio caso mi sono occupata di due contesti, quindi prenderò degli esempi da questi casi per poi parlare più in generale di intermediazione nell'agroalimentare. E i due contesti sono il contesto dell'agricoltura, in particolare io ho studiato l'area di Serre della Sicilia sudorientale nel Ragusano, che è quella nella quale vengono prodotti la maggior parte degli ortaggi che consumiamo poi quotidianamente, ed è un'area diciamo, nella quale insistono flussi migratori già dalla fine degli anni 70, quindi è uno dei primi contesti di migrazione in Italia.
per cui un primo flusso di migranti di nazionalità tunisina viveva e lavorava nell'area già dalla fine degli anni 70 all'interno delle serre. Negli anni 2000 un flusso di migranti, donne e uomini di nazionalità rumena, raggiunge l'area, quindi si crea una situazione di anche competizione tra migranti di nazionalità tunisina e rumena. E negli ultimi anni, con la crisi dei rifugiati, quindi dal 2015 in avanti, richiedenti asilo e rifugiati, per lo più di nazionalità subsahariana, hanno iniziato a vivere e risiedere nella zona all'interno di campi e di strutture di accoglienza e hanno iniziato anche loro evidentemente a lavorare nel mercato del lavoro agricolo. Quindi questo è il contesto che ho studiato più lungamente, dopodiché ho frequentato i contesti di agricoltura stagionale di cui immagino abbiate sentito parlare, no? Quindi la piana di Gioia Tauro in Calabria, il Tavoliere delle Puglie, la provincia di Campobello di Mazara nel Trapanese dove si raccoglie l'oliva, da Mensa, tutti i contesti dove appunto lavora in gran parte in maniera informale una manodopera migrante proveniente di diversa provenienza. Si tratta di migranti che vivono, risiedono di solito in insediamenti informali, i cosiddetti ghetti, e sempre più spesso in campi istituzionali che non cancellano l'esistenza del ghetto, ma si sovrappongono, no? I due spazi. In questo caso appunto intermediati spesso da un caporale che trattiene anche una parte del salario che è molto spesso basso e a cottimo, si parla di 3,50 € a 4 € per la raccolta di un cassone di pomodori di circa 300 kg. Quindi ecco, questi contesti che esistono prevalentemente nell'agricoltura meridionale, ma che ovviamente anche l'agricoltura del nord Italia non fa eccezione. Pensiamo al caso di Saluzzo e della raccolta della frutta in Piemonte, quindi ecco. Questo è un primo contesto che ho studiato. Un secondo contesto invece di cui si parla in realtà molto meno, ma che è molto rilevante per chi studia lavoro migrante, è quello della macellazione e lavorazione delle carni. Molto rilevante perché l'incidenza di lavoro migrante nel settore della macellazione, soprattutto nel segmento proprio di uccisione dell'animale, arriva al 50% della forza lavoro, quindi metà della forza lavoro impiegata in questo settore è di provenienza migrante. E pensate che l'incidenza media di lavoro migrante negli altri settori dell'economia è di solito intorno al 10%, quindi ecco perché parliamo di un settore, in questo caso parliamo del 50%. In agricoltura, che pure è un settore che vede una grande presenza di lavoro migrante, chiaro, in agricoltura abbiamo maggiori livelli di informalità, quindi è difficile fornire un dato, no? Però i dati del Ministero parlano di un 20% di lavoro migrante. Ecco che la macellazione diventa un settore importante da osservare. E nel mio caso in particolare ho osservato la macellazione anche perché, come ci spiegava dal punto di vista giuridico il professor Garofalo prima, il contesto della macellazione è stato uno di quei settori dove si è sviluppato un sistema di appalti, uso una terminologia generica, mi perdoni il professor Garofalo, non genuino, che ha chiaramente avuto delle conseguenze sui lavoratori e le lavoratrici. Quindi ecco, quello a cui abbiamo assistito nel corso degli anni 90 è stato una progressiva esternalizzazione di alcuni segmenti del processo produttivo, prima interni agli stabilimenti di macellazione, quindi iniziando dalla pulizia, il trasporto, per arrivare poi a quello che è il core business di questi stabilimenti, come appunto l'uccisione dell'animale. Mansioni molto difficili, molto faticose dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista emotivo, che vengono via via esternalizzate a cooperative che impiegano forza lavoro migrante, spesso con contratti che non sono quelli dell'industria alimentare, quindi creando un bacino di lavoratori differenziato rispetto ai lavoratori diretti, spesso italiani, e creando quindi anche un contesto di conflittualità interna tra i due collettivi di lavoratori. Ecco, quindi appunto nel mio caso mi sono occupata soprattutto dell'area del Modenese, quindi del cosiddetto distretto modenese delle carni, dove si contano circa 5.000 addetti impiegati in cooperativa, dove insistono chiaramente i macelli più importanti in Italia, quindi il macello bovino che vedete nelle foto, scusate, il macello suino che vedete nelle foto, e spero non ci sia nessuno di impressionabile perché nel corso della presentazione vedete altre foto delle mie visite nei luoghi di lavoro. I macelli bovini, ecco, spero non ci siano
troppi vegetariani, ma anzi di solito i vegetariani apprezzano questo tipo di i macelli bovini, appunto, che in Emilia-Romagna e in Lombardia sono i più grossi che abbiamo in Italia, mentre per la filiera avicola ho osservato principalmente la provincia di Verona. Quindi ecco, tenendo a mente questi due casi studio, quello che volevo provare a fare oggi era parlare di forme di intermediazione nell'agroalimentare. Ecco, partendo da questi due casi, quindi il contesto agricolo dove l'intermediazione è prevalentemente informale attraverso caporali, e il contesto della macellazione dove l'intermediazione è venuta per tanti anni attraverso l'appalto a cooperative o a soggetti terzi, quindi forme diverse ma che comunque hanno un legame, un trade union, che è quello delle difficili condizioni di lavoro per la manodopera migrante. Ecco, quindi molto brevemente provo a allargare il focus, quindi non guardare solo al contesto italiano, ma portare lo sguardo anche su quelle che sono le forme di intermediazione nel settore dell'agroalimentare fuori dall'Italia, non solo in Europa, ma e a vedere come si sono sviluppate nella storia, no? Quindi guardare alle forme di intermediazione allargando il focus dal punto di vista geografico e storico, temporale. Chiaramente possiamo parlare di intermediazione pubblica e privata. Guardando alle forme di intermediazione pubblica, nel settore dell'agroalimentare è molto comune che per reclutare forza lavoro in alcuni settori di lavoro stagionale, quindi per esempio l'agricoltura, si faccia riferimento a dei programmi di reclutamento governativi. Questo in Italia non è molto comune, ecco perché non ne parliamo, diciamo, tendenzialmente, ma invece è il modello, per esempio, paradigmatico delle migrazioni in Asia, delle migrazioni nel Golfo, dove cioè lo Stato è direttamente implicato nel reclutamento e nella gestione della forza lavoro, con delle conseguenze, ecco, che proverò un po' a delinearvi. Parliamo, diciamo, in sociologia del lavoro parliamo di forme di migrazione just in time, to the point. Ora vi spiegherò meglio cosa intendiamo. Oppure, per prendere in prestito il termine di un collega cinese, parliamo di migrazioni di trapianto, perché in questo caso le lavoratrici e i lavoratori sono trapiantati proprio da un contesto ad un altro, con delle condizioni. Intanto dal punto di vista giuridico non mi addentro in questo, ma si tratta semplicemente di accordi bilaterali tra paesi, quindi tra uno Stato e un paese terzo. Ad organizzare il reclutamento sono di solito delle agenzie interinali pubblico-private, delle agenzie pubblico-private, ed è diciamo, lo stesso intermediario o il datore di lavoro che si occupano di garantire il trasporto e l'alloggio per i lavoratori che vengono reclutati. E questo implica che i lavoratori vengano alloggiati di solito in dormitori che possono essere nelle adiacenze o all'interno delle aziende stesse. E questo, come potete immaginare, comporta una sovrapposizione tra spazi di vita e di lavoro delle persone migranti, con delle conseguenze che sono, diciamo, una perdita innanzitutto di quello spazio privato, di quella sicurezza, di quell'intimità che è costituita dall'alloggio, no? Significa sostanzialmente vivere per lavorare. E lavorare anche in condizioni che sono altamente flessibili, ecco perché parliamo di just in time, perché la manodopera è già sul posto e può essere facilmente spostata e attivata, no? Ma può anche facilmente essere lasciata ad aspettare nei dormitori, quindi si adatta, è molto flessibile a quelle che sono le esigenze. Si parla appunto, parliamo di regimi del lavoro dormitorio, no? In cui, diciamo, la vita e il lavoro si sovrappongono, gli spazi e i tempi di vita e di lavoro si sovrappongono. In più, di solito i permessi di soggiorno che vengono rilasciati a chi partecipa a questo tipo di programmi sono dei permessi di soggiorno vincolati, certamente temporanei, ma anche spesso vincolati proprio al settore e all'azienda specifica in cui si lavora. Quindi il migrante non può abbandonare il posto di lavoro e cercare un altro lavoro, no? E questo chiaramente in qualche modo va ad incidere su quella che è la possibilità di mobilità del lavoro, no? La possibilità di migliorare le proprie condizioni di lavoro se in un'azienda non ci si trova bene. E inoltre questi permessi sono vincolati, per questo i sociologi del lavoro parlano di unfree labor, lavoro non libero, che non ha la possibilità di muoversi, di cambiare settore, di cambiare azienda. In più questi permessi sono vincolati all'obbligo di ritorno nel paese di origine quando il lavoro termina, con la impossibilità di ritornare legalmente nel paese in cui si è stati reclutati.
e questo obbligo viene fatto mantenere dai datori di lavoro o dalle agenzie di reclutamento, che vengono inseriti in una blacklist se il lavoratore riesce a rimanere irregolare sul territorio. In più i reclutatori utilizzano anche spesso mettono a valore quelle che sono le caratteristiche sociali della forza lavoro. Spesso, per esempio, vi faccio un esempio per tutti, in Spagna attraverso i cosiddetti contractos en origen vengono reclutate per la raccolta delle fragole lavoratrici marocchine molto giovani con figli, perché questo dà una sicurezza del fatto che le donne torneranno nel paese d'origine, e in più i contratti vengono spesso firmati anche insieme ai loro mariti, quindi vincolano le donne a quelli che sono i propri obblighi sociali nel paese d'origine. Ecco, questi esempi sono molteplici, posso fare molteplici esempi di questo tipo di programmi. Le migrazioni asiatiche sono paradigmatiche in questo, così come dicevo prima, ma in Europa abbiamo diversi di questi esempi. In Francia abbiamo i contratti, hanno cambiato nome spesso, ONI, OMI, ANAEM, eccetera. Troviamo gli stessi programmi in America del Nord, in Nuova Zelanda e in Australia. In Italia non abbiamo, o meglio, dal punto di vista giuridico esiste una forma, che è quella del decreto flussi per lavoro stagionale. In pratica però, come penso che poi spiegherà l'intervento che segue, in Italia questo tipo di forma di reclutamento ormai è rimasta anche residuale nei numeri, ma soprattutto anche in precedenza è stata spesso usata per regolarizzare migranti irregolari già presenti sul territorio, quindi raramente è stata usata per reclutare forza lavoro dall'estero. Ecco, invece riguardo all'intermediazione privata distinguo, tenendo questi termini volutamente ampi, no? Tra intermediazione formale e informale, quindi non mi addentro in quelle categorie che possono essere il lecito, l'illecito, il regolare, l'irregolare, perché che l'apporto della sociologia semmai è quello di scombinare questi confini, non di andare a tracciare un confine netto, ma di renderlo più complesso, di far vedere come poi queste categorie di fatto si intrecciano, si intersecano, si confondono. Quindi alcune forme di intermediazione privata formale, che poi sono quelle con cui voi interfacciate, che sono il lavoro in somministrazione, in distacco internazionale, il subappalto attraverso forme giuridiche che possiamo definire di comodo, o altre forme, mi veniva per esempio in mente che una figura come quella del nostro caporale, quindi che intermedia braccianti e datori di lavoro, in Gran Bretagna è stata formalizzata attraverso una forma giuridica che è quello del Gang Master, che appunto che è un lavoratore a partita IVA che sostanzialmente svolge questo tipo di servizio. E invece poi abbiamo una varietà di forme di intermediazione informale, no? Che vanno appunto dal passaparola, quindi quelli che in sociologia si chiamano legami deboli, no? che rendono possibile con più facilità trovare un contesto di lavoro, al caporalato, alle forme che chiaramente sono quelle di lavoro coatto e di tratta. Mettevo tra gli esempi nel lavoro domestico perché alcune ricerche con lavoratrici domestiche di cura, quindi con le cosiddette badanti, hanno messo in luce che esistono, no? Sono molto comuni queste forme di scambio di posizioni lavorative, cioè nel momento in cui una persona va via, lascia il proprio posto di lavoro a una parente, a un'amica, in cambio di denaro, quindi lo scambio viene monetizzato. È chiaro che qui non stiamo parlando di caporalato, ma stiamo parlando di una forma di intermediazione che prevede uno scambio monetario. Quello che volevo farvi vedere è come queste forme stanno di fatto in un continuum, no? In un continuum di relazioni. Dico qualcosa sulle forme di intermediazione formale e informale, sul lavoro in somministrazione. Mi limito a portarvi il dato del Ministero del Lavoro che sintetizza in questo rapporto sempre ben fatto quelle che sono le statistiche relative ai lavoratori stranieri nel mercato del lavoro italiano, che ci dice che il 20% circa dei contratti attivati in somministrazione riguardano lavoratori stranieri. Sul lavoro di distacco internazionale, ecco, vi portavo la definizione di colleghi sociologi, Iannuzzi e Sacchetto, che appunto lo descrivono come una zona di variegata sovranità, proprio perché il lavoratore in distacco che viene ingaggiato con un contratto di un paese terzo
Diciamo, è molto difficile andare a ecco, loro dicono il lavoratore in distacco ingaggiato con un contratto di lavoro o di prestazione d'opera se autonomo del paese di invio al quale fa riferimento per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, previdenziale e in parte retributivo. Chiaramente la normativa europea e poi quindi le direttive europee e la normativa italiana che l'hanno recepita è andata via via cercando di colmare quelli che erano i gap che andavano a creare una zona grigia, no, del diritto in cui non si capiva bene a quali chi andava a tutelare questi lavoratori e come, in che forme. Tuttavia rimane ancora questa zona grigia, diciamo, rispetto alla gestione del lavoro in distacco. In Italia se ne parla poco perché diciamo, il lavoro in distacco è in parte in Italia residuale. L'Italia di fatto è un esportatore netto di lavoratori in distacco, quindi la maggior parte dei lavoratori italiani in distacco lavora in Germania, in Belgio, in Francia, scusatemi, in Svizzera, in Francia e in Germania, mentre il lavoro in distacco è molto utilizzato in altri paesi, come appunto la Germania, la Francia e il Belgio, in particolare per rimanere nell'ambito dell'agroalimentare, l'industria della macellazione tedesca, che è una delle più fiorenti a livello europeo e perché la Germania ospita gli stabilimenti di macellazione più grandi in Europa, si è ampiamente avvantaggiata di lavoro in distacco, di lavoratori provenienti da paesi dell'est Europa, in particolare dalla Romania, quindi questo ha consentito alle aziende di ridurre i costi del lavoro e quindi anche di avere, di avere dei prodotti a un costo più basso, no? Quindi in qualche modo di mettersi in concorrenza, in competizione con le altre aziende nel resto d'Europa. In Italia, come dicevamo, il lavoro in distacco non è molto utilizzato anche nella macellazione perché altre forme giuridiche altre forme sono state quelle che hanno consentito in qualche modo alle aziende i due obiettivi di ridurre il costo del lavoro e di aumentare la flessibilità. Non voglio addentrarmi davvero dal punto di vista giuridico nel mondo degli appalti, che è stato ampiamente descritto e di cui appunto io ho poca conoscenza tecnica, no? Io mi limito però a farvi presente quelle che sono, come dire, le conseguenze che poi un sistema degli appalti non genuino ha avuto in questi anni sul distretto e quindi sulle ricadute sociali, diciamo, di questo sistema degli appalti. Appunto, se l'appalto ha garantito alle aziende un taglio dei costi, e secondo alcune ricerche si parla di un taglio del 40-50% anche dei costi per un certo periodo quantomeno, questo si è tradotto chiaramente in un abbassamento dei salari per le lavoratrici e i lavoratori, un abbassamento che è stato garantito da diversi strumenti che appunto voi conoscete meglio di me e quindi non sto a ripetere, ma che hanno a che fare con l'applicazione di contratti che non sono quelli del settore alimentare, quindi con un costo del lavoro più basso, l'applicazione di cosiddetti contratti collettivi pirata, quindi firmati da organizzazioni che non sono quelle maggiormente rappresentative, l'utilizzo nel caso delle cooperative sociali dello strumento della possibilità di abbassare il corrispettivo per i propri soci o per i propri dipendenti nel caso di crisi, lo scarso riconoscimento dei livelli di qualifica, quindi magari persone che avevano un certo tipo di esperienza, che maneggiavano coltelli, venivano riconosciuti con un livello di qualifica inferiore, e più in generale un'assenza nelle buste paghe, no? Di 13ª, 14ª e altre voci, ma è un accordo più che altro informale con i lavoratori su un salario globale, no? Una paga globale che veniva loro retribuita. In più, appunto, oltre a tagliare i costi, il sistema degli appalti ha consentito alle aziende di guadagnare in flessibilità che si è tradotta chiaramente in precarietà nelle vite dei lavoratori e delle lavoratrici. Perché appunto se la cooperativa tendeva magari a lasciare a casa senza avvisare o con scarso preavviso delle lavoratori e lavoratrici, questo per loro significa non sapere mai con tanto anticipo se e quando potevano lavorare. Così come spesso capita che la cooperativa non paghi i primi giorni di malattia. Quindi in generale questo sistema per molti anni ha comportato, è andato, chiaramente la situazione è andata cambiando negli ultimi anni, è cambiata anche la forma giuridica alla quale di solito vengono affidati gli appalti, non si sente parlare più di cooperative ma molto più spesso di SRL e SRLS,
Comunque il sistema degli appalti in generale ha portato a un peggioramento delle condizioni di lavoro, quindi salari più bassi, incremento dei ritmi che di conseguenza hanno implicato un incremento ad esempio degli infortuni, perché si lavora con coltelli, si lavora in luoghi, un incremento delle malattie professionali, si lavora in luoghi umidi, luoghi caldi, freddi, quindi appunto un peggioramento generale delle condizioni di lavoro. Un susseguirsi di continui fallimenti e rinascite delle cooperative spesso ha fatto sì che alcune sanzioni amministrative, invece di ricadere sulla cooperativa, che nel frattempo scompariva come soggetto giuridico, ricadesse sullo stesso lavoratore. Il caso delle multe per la voce trasferta Italia, diciamo, è rimasto abbastanza emblematico, e come dicevo prima è fortemente aumentata la conflittualità nei luoghi di lavoro, perché lavoratori dipendenti, diciamo, di fatto dalla stessa azienda, ma con contratti e condizioni di lavoro molto diverse, questo chiaramente ha causato una maggiore segmentazione, una maggiore conflittualità all'interno degli spazi lavorativi. Le relazioni di lavoro informale, anche qui mi interessava di nuovo ribadire come, diciamo, il caporalato sta in mezzo a una varietà di relazioni che vanno dal passaparola allo schiavista, diciamo, no? Questa è la definizione giuridica che conoscete meglio di me, ma quella che volevo leggervi è invece la definizione sociologica di chi è il caporale. Appunto, in questo articolo Domenico Perrotta ci dice che il caporalato è una forma illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera diffusa da più di un secolo, soprattutto in agricoltura di varie zone d'Italia. Alcuni studi hanno analizzato come il caporalato rappresenti una risposta ad una necessità strutturale di mediazione tra le sfere sociali separate, imprenditori e braccianti, autoctoni e migranti, e come il caporale sia un imprenditore sociale che, attingendo alle proprie reti sociali, trae profitto da questa attività di mediazione, di cui spesso cerca di assicurarsi il monopolio utilizzando più che la violenza i linguaggi dell'onore, del rispetto, della fiducia della comunità. Quindi di fatto il caporale è quello che viene definito un social broker, cioè qualcuno che è dotato di un capitale sociale leggermente maggiore rispetto alla manodopera che poi va a impiegare, magari parla meglio italiano, magari è dotato di un mezzo di trasporto, quindi riesce a mediare effettivamente tra due mondi che sono molto distanti, che sono isolati, spazialmente separati, che sono quello dei migranti e degli imprenditori. Quindi è una figura, diciamo, che dal lato delle aziende garantisce innanzitutto flessibilità, cioè riesce a spostare squadre numerose di persone appunto nell'imminenza della necessità dovuta alla raccolta del prodotto, garantisce salari bassi, come abbiamo detto, e garantisce anche una disciplina delle squadre che non è dovuta tanto all'uso della violenza, come dicevamo, ma all'uso di appunto a un legame tra connazionali, tra parenti, che spesso si trova nelle squadre, quindi sono più che altro legami comunitari, di familiarità, di comunità che vanno poi a creare quella possibilità di disciplinare i lavoratori. Ma dall'altro lato il caporale garantisce anche dei servizi importanti a chi è appena arrivato sul territorio, quindi non solo lavoro, ma garantisce per esempio l'alloggio all'interno di questi che vedete nella foto sono i ghetti che tipicamente puntellano il sud Italia, e la gestione dello spazio in questi ghetti, quindi dei posti letto, della possibilità di costruirsi una baracca, è mediata dai caporali. Anche lì i caporali gestiscono i trasporti non solo verso il luogo di lavoro, ma immaginate, vivere in campagna significa vivere lontani dai servizi, dagli ospedali, dai supermercati banalmente, e di nuovo è il caporale che si occupa di questi spostamenti. E quindi oppure il caporale banalmente gestisce la burocrazia, no? Se hai bisogno di aiuto per il permesso di soggiorno, per partecipare a una sanatoria ti rivolgi alla figura più vicina di mediazione, che è appunto quella del caporale. Quindi perché sono soprattutto i lavoratori migranti a incappare in queste forme, di cui ho scritto fraudolente ma senza nessuna connotazione giuridica, di intermediazione? Perché chiaramente nell'essere migranti si sviluppano delle necessità specifiche e delle vulnerabilità specifiche. Necessità che sono quelle chiaramente del lavoro, ma anche dei documenti di soggiorno, dell'alloggio, del trasporto. E vulnerabilità perché i migranti sono esposti a una serie di vulnerabilità su vari piani, sul piano giuridico istituzionale, perché appunto devono mantenere un lavoro per poter avere un permesso
permesso di soggiorno in regola che gli consente di soggiornare regolarmente sul territorio, e questo chiaramente li mette in una posizione di maggiore ricattabilità rispetto ad altre lavoratrici e altri lavoratori. Subiscono ovviamente una difficoltà nell'inserimento di un mercato del lavoro che, come sappiamo, è fortemente segmentato, no? Si diceva prima, il lavoro è transfer di integrazione, assolutamente d'accordo, ma quale lavoro, quale integrazione? Quindi spesso i migranti, e lo sappiamo bene, sono relegati in quella nicchia di lavoro e fanno difficoltà, anche nel caso di professionalità, fanno difficoltà a trovare lavoro in altri settori che non siano quelli specificamente designati ai migranti, no? Quindi inoltre soffrono di un isolamento sociale, spaziale, soprattutto se vivono in alcuni contesti come quelli delle campagne, e soffrono di razzismo, ripeto, a tutti i livelli, quindi sia a livello burocratico istituzionale, c'è la difficoltà di ottenere una pratica, la difficoltà di ottenere un documento di soggiorno, ma anche razzismo sociale, no? Quindi è in questi casi, qua riprendevo semplicemente, sono veramente alla fine, sono alla slide conclusiva, è in questi casi che diciamo le relazioni, in casi specifici in cui si sviluppano delle vulnerabilità e delle necessità specifiche, l'intermediazione fraudolenta, diciamo, trova spazio, trova luogo. Quindi ecco, quello che volevo provare, diciamo, a portarvi come contributo, che spero quantomeno vi abbia incuriosito come linguaggi e come forme, è quello di considerare l'intermediazione come una relazione che è di fatto embedded, no? Nelle altre relazioni sociali. Quindi, e questo cosa ci dice? Che le forme di contrasto, di controllo di tipo giuridico, da sole, seppur sono fondamentali, da sole non possono essere sufficienti senza una trasformazione di quelli che sono i rapporti sociali che producono un certo tipo di relazione di intermediazione. Quindi ecco, spero che in qualche modo questo abbia suscitato il vostro interesse, e starei molto contenta di sentire i vostri feedback, anche se volete scrivermi o non so, avere un dibattito a seguire dopo questo momento di relazione. Vi ringrazio per l'ascolto e l'ospitalità. Mi sento di ringraziare veramente moltissimo la dottoressa Piro, perché oggi ci ha permesso e ci ha consentito di vedere l'intermediazione e altri fenomeni e istituti a noi noti con occhiali diversi da quelli che quotidianamente indossiamo. Quindi veramente grazie per il suo intervento. Passo ora la parola al dottor Giovanni Piglialarmi, ricercatore presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che ci parlerà di buone pratiche per l'integrazione del lavoro degli stranieri. Il dottor Piglialarmi precedentemente è stato assegnista di ricerca presso il Centro Studi Diritto, Economia, Ambiente e Lavoro dell'Università di Modena e Reggio Emilia e ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Bergamo. Buongiorno, ringrazio naturalmente gli organizzatori per questo importante incontro, convegno, approfondimento tra appunto studiosi, professionisti e soprattutto per la tematica che è abbastanza delicata. Io naturalmente ringrazio i precedenti relatori perché hanno fornito uno spaccato di quella che è la complessità del tema. Non penso che ci sia poi così una marcata distinzione, perché il fattore sociale con il fattore giuridico continua ad intrecciarsi. Io porterò un ragionamento che appunto riguarda le buone pratiche, ma in realtà più che buone pratiche riguarda proprio il ruolo della contrattazione collettiva e quindi come gli attori sociali catturano i problemi e cercano poi di portare delle soluzioni in chiave naturalmente giuridica. Non parlerò di quella contrattazione che è stata evocata prima, che è quella di prossimità, che ahimè in questi giorni è finita davanti alla Corte Costituzionale, perché l'articolo 8, appunto, la Corte per l'Appello di Napoli ha sollevato una questione di legittimità costituzionale. Quindi vedremo le sorti di questa particolare forma di contrattazione, quali saranno rispetto poi alle possibili dinamiche della responsabilità solidale. Piuttosto parlerò di come il sindacato, e quindi attraverso lo strumento della contrattazione, riesce in un certo senso a favorire politiche di integrazione
per gli stranieri, per gli immigrati, per i lavoratori anche extracomunitari all'interno del contesto nazionale. Parlare di contrattazione è sempre complesso, l'ho detto prima il professor Garofalo, perché si apre un mondo. Io onestamente resto un po' perplesso quando la Cassazione penale dice attenzione perché per configurare la fattispecie criminosa del caporalato basta anche solo uno di questi indici. Allora io, leggendo il comma 3 del 603 bis, leggo che uno degli indici è la reiterata corresponsione della retribuzione difforme dai contratti collettivi più rappresentativi. Dico, ahimè, meno male che al legislatore non gli è scappata la penna che avrà scritto comparativamente più rappresentativi, altrimenti vuol dire che ogni difformità, almeno anche di un centesimo, potrebbe in un certo senso legittimare il lavoratore a ricorrere ovviamente alla giustizia penale. Quindi quando il lavoro finisce sotto la mannaia della giustizia penale, diceva Federico Stella che qualcosa non va. Ovviamente questo è solo, sono solo alcune riflessioni che ho catturato ascoltando le relazioni precedenti, e soprattutto non dimentichiamo che il 603 bis del codice penale non lo immaginiamo come una fattispecie nella nostra, ma perché è un po' la storia che ce lo comunica, collegata al campo dell'agricoltura. Non è solo l'agricoltura che oggi soffre e patisce il fenomeno del caporalato, ci sono importanti segnali anche che vengono per esempio dal settore della logistica, quindi dove anche lì c'è una forte concentrazione, come nel campo dell'edilizia, di manodopera straniera. Quindi il fenomeno è estremamente complesso. Questi fenomeni sollevano importanti discussioni giuridiche. Prima la dottoressa Piro ha sollevato il caso dell'industria delle carni. Noi abbiamo un caso in Italia che è saltato alle cronache nazionali, che è il caso di Castelfrigo, quindi dove è stato messo in piedi un sistema apparentemente legale, dove appunto c'era una società che appunto aveva un determinato core business, che è quello dello sfascio dei maiali per poi produrre dei prosciutti. Queste società sistematicamente esternalizzavano tutto il core business. Operazione apparentemente consentita, in realtà il Tribunale di Reggio Emilia ha posto una questione importante, fermo restando la libertà di iniziativa economico-privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, ma che impresa è? Un'impresa che esternalizza il cuore della propria attività per affidarla a cooperative spurie, tra l'altro. Quindi sono problemi ancora non risolti, perché fondamentalmente il nostro sistema giuridico ha un vulnus sotto questo punto di vista. C'è una norma che dice o non dice cosa posso esternalizzare o cosa no? Assolutamente no, perché abbiamo il principio della libera organizzazione dell'attività imprenditoriale. Sotto questo punto di vista soccorrono i contratti collettivi che cercano di mediare questo potere datoriale. Per esempio l'articolo 42 del contratto della logistica dice attenzione, non puoi esternalizzare determinate attività, se lo fai condotta antisindacale e quindi devi rimuovere il fatto che origina la condotta e quindi devi in un certo senso risolvere il contratto d'appalto e reinternalizzare l'attività. Quindi è tutto in itinere e sono problemi inediti anche per la riflessione giuslavoristica. Per la riflessione giuslavoristica il lavoro degli immigrati, il lavoro degli stranieri è un tema altrettanto innovativo. Lo dico perché appunto nella riflessione anche, diciamo così, accademica ma anche tecnica, è solo da pochi anni che si inizia a pensare come poter utilizzare e perché dover utilizzare il diritto del lavoro per favorire politiche di integrazione e quali diritti tutelare dei lavoratori stranieri. In un bellissimo saggio Giorgio Ghezzi dice nell'82 il nostro diritto del lavoro non si occupa dei poveri cristi, cioè di quelle persone che stavano ai margini di un determinato sistema produttivo, perché fino a quel momento l'immigrazione era stata sempre concepita come un problema di ordine pubblico, finanche come una minaccia. E guardate, non è una cosa che appartiene al passato, è una cosa che ci appartiene anche di recente, soprattutto sulle ultime tendenze che ha avuto il precedente governo. Quindi l'immigrazione viene vista come un fattore di ordine pubblico, una questione di ordine pubblico, e quindi viene tralasciato tutto l'aspetto invece dell'integrazione. Eppure il lavoro è il primo fattore di integrazione. Non è ovviamente un'osservazione che appartiene soltanto alla scienza giuslavoristica, sebbene abbiamo una Costituzione che dice che appunto la Repubblica è fondata sul lavoro.
È una riflessione che appartiene, diciamo, in un certo senso a tutti, all'umanità. Max Frisch, per esempio, nel 65 scriveva un libro dove diceva cercavamo braccia, sono arrivati uomini. In questo libro lui rifletteva sul rapporto che c'era tra gli immigrati che arrivavano in Svizzera e la popolazione locale, tutte le situazioni di conflittualità, soprattutto con gli italiani. Gino Giugni, quando è andato in America nel 1950 a studiare l'economia istituzionale, ha scoperto tramite Perman che nel 24 fu proprio il sindacato a chiedere al governo l'Immigration Act del 24 per cercare di mediare sui flussi di immigrati che appunto entravano nel territorio statunitense e facevano concorrenza alla manodopera locale. Quindi è un tema antico, molto antico, ma che nel nostro ordinamento giuridico nazionale italiano è rimasto fino agli anni 90 sempre sotto traccia. Quindi io partirò da questo punto di vista e vi illustrerò oggi cosa fa la contrattazione collettiva, che tipo di politiche fa la contrattazione collettiva. Ovviamente sono politiche che, buone pratiche, che però oggi devono essere in un certo senso ricondotte a dei diritti, che siano diritti costruiti sulla corrispettività, quindi che entrano nel sinallagma del contratto di lavoro o che siano riconducibili al concetto di welfare, che è un concetto giuridico ancora abbastanza sfuggente. Naturalmente io porto qualche, nulla togliendo ai dati che sono stati mostrati prima, cerco di portare una fotografia che mostri un segnale molto importante. Fino al 1971 l'Italia viene concepita nella letteratura giuslavoristica come un paese di emigrazione, perché appunto gli italiani andavano verso altri paesi. Dal 1861 al 1971 c'è questa tendenza, gli italiani vanno a lavorare altrove. Dal 71 questa tendenza cambia e l'Italia invece comincia ad essere un paese di immigrazione, quindi un paese dove i lavoratori di altri paesi, persone di altri paesi si spostano per andare appunto a cercare una prospettiva diversa nel nostro paese. Quindi è un fattore molto importante e come vedete dalla slide che sto illustrando è un fattore che cresce. Oggi siamo arrivati a circa, o meglio oggi, fino al 2016, gli ultimi dati che ho tracciato sono arrivati fino a 5 milioni. Ovviamente parliamo di persone che entrano nel nostro paese e che naturalmente vanno ad incidere sulla manodopera. Naturalmente una manodopera che ha, questi appunto sono dati elaborati dal Ministero, vanno ad incidere su quali mercati del lavoro, dato che sono diversi. Oggi la letteratura ci dice vanno ad incidere sui dirty dangerous jobs, cioè quei lavori che la manodopera locale non vuole più svolgere per svariate ragioni, perché sono lavori scarsamente retribuiti, perché sono lavori defatiganti, oppure perché sono appunto lavori, dirti tecnicamente lavori sporchi, cioè lavori dove l'implicazione in carne e ossa del lavoratore è maggiore. Ovviamente sono queste le fette di mercato che tendenzialmente oggi le statistiche ci dicono che i lavoratori stranieri vanno ad occupare. In alcuni casi i dati ci dicono che sono lavoratori anche che nei propri paesi sono iperqualificati, eppure vengono qui per sostanzialmente svolgere lavori che non richiedono chissà quale qualificazione professionale. I dati ci dicono anche un'altra cosa, che c'è una concentrazione di carattere settoriale. Ora la vostra immaginazione correrà soprattutto all'agricoltura, all'edilizia, al settore alberghiero. Paradossalmente però c'è un settore che esplode più di tutti, che è il settore dei servizi e dei lavori domestici, di cura alla persona. È un mercato fortemente sottovalutato, ma dove la manodopera straniera ha dato un forte contributo, tant'è vero che nel 2009 in Italia è stato preso anche una misura legislativa utilizzando sostanzialmente questa presenza massiccia di lavoratori stranieri nei servizi domestici per tentare di fare politiche di emersione. Ora, naturalmente, come dicevo all'inizio, nonostante ci sia questa presenza diffusa, si pone un problema. Qual è il problema? Che la legislazione italiana
come dicevo all'inizio, ha sempre affrontato il problema dell'immigrazione da un punto di vista dell'ordine pubblico. Ha scarsamente individuato, se non a partire dalla fine degli anni 90, nell'immigrazione la necessità, nel fenomeno dell'immigrazione, la necessità di fare politiche anche di integrazione. E badate bene, è essenziale questo, perché per evitare che venga rotto il patto sociale, quindi che si crei una contrapposizione tra le popolazioni locali e gli immigrati, è importante fare politiche di integrazione. Quindi nell'analisi, o meglio, nel susseguirsi delle diverse leggi che hanno gestito l'immigrazione, quindi il fenomeno dell'immigrazione, quindi a partire dalla legge Foschi, la legge Martinelli, la Turco-Napolitano, fino ad arrivare al testo unico sull'immigrazione, è stato un crescendo per cui il legislatore, dall'adottare un solo approccio dedicato all'ordine pubblico, alla sicurezza, quindi alla regolarità, al permesso di soggiorno, è stato un crescendo fino ad arrivare poi a capire che occorreva fare anche politiche di integrazione sociale per i lavoratori immigrati. Ovviamente la legge Bossi-Fini ha rappresentato un passo indietro, perché in realtà ha trascurato la parte dell'integrazione per fortificare, o meglio rilanciare ancora una volta il tema dell'ordine pubblico. Quindi l'atteggiamento del legislatore italiano rispetto a questi temi è stato in un certo senso un po' miope. Però quali sono in concreto le misure che sono state prese dal legislatore a partire dagli anni 90, quindi dalla legge Foschi e Martinelli? Il legislatore fa una scelta anche in vista di quelle che sono la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Allo Stato affida il tema dell'ordine pubblico, alle Regioni affida invece il tema dell'integrazione e quindi le Regioni, attraverso la legislazione regionale, hanno iniziato a promuovere corsi di lingua e cultura italiana, formazione professionale e inserimento lavorativo e anche l'organizzazione dei centri di prima accoglienza per gli immigrati. Quindi fino alla fine degli anni 90 è stata portata avanti questa politica anche con alcuni contrasti tra regioni e Stato per alcune questioni legate proprio alle iniziative che venivano prese in materia di welfare territoriale, questioni che sono finite davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha mostrato anche una certa apertura perché si poneva il problema di capire se le politiche di integrazione promosse dalle leggi regionali potevano essere applicate anche agli immigrati regolari, cioè anche a quelli irregolari, rispetto a quelli che invece avevano già ottenuto il permesso di soggiorno. Però in tutto questo mancava l'attore principale, la vera legislazione del lavoro, cioè una legge che desse spazio anche alla contrattazione collettiva di poter fare politiche di integrazione e di rispondere in modo specifico a quelli che erano i bisogni che si manifestavano all'interno dei settori. Ovviamente abbiamo ancora un welfare rudimentale fino ai primi anni 2000, cioè un welfare che veniva promosso principalmente dalla legislazione regionale. Queste sono ancora alcune delle misure contenute in diverse legislazioni. Quindi, come ho detto, il quadro che si delinea nel nostro ordinamento è suddiviso in questi due grandi filoni. Da una parte abbiamo le immigration policy e dall'altra parte invece abbiamo le immigrant policy. C'è una differenza che traccia Thomas Hammer, che è uno studioso americano. Lui dice sono due politiche diverse perché una riguarda l'ordine pubblico che spetta allo Stato, permessi di soggiorno, quindi tutta la burocrazia che è funzionale a garantire la legittimità della permanenza all'interno del territorio. Le altre politiche invece sono politiche di integrazione sociale, cioè a portare quella persona a vivere il tessuto sociale comunitario all'interno di determinati contesti. Fino ai primi anni 2000 queste due politiche venivano gestite da una parte dallo Stato, dall'altra parte delle regioni. Ora, ad un certo punto, la contrattazione collettiva decide di intervenire su questo tema. E quindi la domanda è, per quale ragione i contratti collettivi iniziano ad introdurre delle misure, o meglio, io li chiamerei diritti, per i lavoratori immigrati? Ovviamente non in forma di privilegio, ma evidentemente, come vedremo, è per una risposta a determinati bisogni. E questo poi ci porterà a dire che il contratto collettivo è qualcosa di più di un banale contratto. E soprattutto la funzione della contrattazione collettiva in questo specifico ambito, dove la collochiamo?
Nelle immigration policy o nelle immigrant policy? Evidentemente nel secondo, perché è chiaro che gli attori sociali, quindi i sindacati, non possono assolutamente intervenire rispetto all'ordine pubblico, che è una prerogativa dello Stato. E allora, oggi cosa ci dice la contrattazione collettiva rispetto al tema dell'immigrazione? Ci dice tante cose. Io ho, insieme ai miei colleghi abbiamo mappato una serie di contratti collettivi locali e nazionali che introducono delle misure per poter agevolare i diritti degli immigrati o comunque di renderli partecipi in un certo senso ad una determinata comunità. Partiamo dall'agricoltura, che è un settore emblematico che comunque vede la presenza massiccia dei lavoratori immigrati e soprattutto anche dinamiche di sfruttamento collegate alle agromafie e quant'altro. In questo senso i contratti provinciali di lavoro, sapete che il sistema della contrattazione collettiva in agricoltura è molto articolato perché rispetto agli altri sistemi vede comunque il baricentro di un contratto nazionale che governa le dinamiche in un certo senso normative e salariali, però il contratto provinciale è appunto il riferimento principale nella regolazione del rapporto. Ecco, in questi contratti, come per esempio quelli che ho portato qui, della provincia di Crotone, di Catanzaro, di Siracusa, di Bari, di Bat sarebbe Bari Andrea Trani, Barletta Andrea Trani, in questi contratti le parti sociali tentano di utilizzare o l'ente bilaterale territoriale per sostenere dei bisogni di questi lavoratori, per esempio tornare nel paese d'origine, sostenere i costi per tornare nel paese d'origine per far visita ai propri familiari, finanziare dei corsi di lingua per favorire l'integrazione con gli altri lavoratori del contesto. Allo stesso tempo prevedono anche l'utilizzo dell'istituto della cessione delle ferie solidali, cioè un collega che cede le proprie ferie all'altro collega per consentirgli di andare nel proprio paese d'origine. Questi sono diritti, le ferie solidali sono state introdotte dal Jobs Act, quindi da una recente riforma, e quindi la contrattazione utilizza questi istituti in chiave di solidarietà. Ne abbiamo altri, per esempio c'è il contratto provinciale del lavoro della provincia di Ravenna e di Catanzaro che invece sostiene dei costi per l'alfabetizzazione, per diffondere l'alfabetizzazione della lingua italiana tra i lavoratori stranieri. Abbiamo anche il contratto provinciale sempre di Ravenna e di Catanzaro che, ecco, collegandomi a quello che diceva prima la dottoressa Piro, aiuta i lavoratori a non subire quella vulnerabilità, quella discriminazione burocratica. Li aiutano, l'ente bilaterale aiuta questi lavoratori a compilare tutte le pratiche per ottenere il permesso di soggiorno. Ora, questo tema, per esempio, questo aspetto non è prettamente un tema di servizi, non è prettamente un tema in chiave di solidarietà così fumoso, no. Io penso che trovi, cioè la contrattazione in questo senso, nel contrastare la vulnerabilità dei lavoratori immigrati, fa una cosa, porta l'eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione nel rapporto di lavoro con l'immigrato, per non fargli subire tutte quelle discriminazioni che la nostra Costituzione dice che devono essere annientate, proprio devono essere azzerate, proprio per far sì che ci sia la parità tra le persone. E questa è la funzione primaria della contrattazione. La contrattazione nasce per tutelare il contraente debole, no? Il lavoratore come contraente debole. L'immigrato è un contraente debole perché vive una situazione di necessità, di vulnerabilità, come ci diceva la dottoressa Piro, e in questo senso la contrattazione tramite l'ente bilaterale riesce a colmare queste vulnerabilità. La contrattazione nazionale nel settore dell'agricoltura offre tanti altri spunti, c'è il tema delle molestie. Le lavoratrici donne immigrate subiscono diversi maltrattamenti. In questo senso l'ente bilaterale ha promosso alcuni interventi per favorire la gestione delle politiche di diversità all'interno dei luoghi di lavoro. Non è un problema solo di agricoltura, come dicevo all'inizio. Anche nell'industria alimentare si registrano i medesimi approcci, tanto nel contratto nazionale che in alcuni integrativi, l'integrativo Lucchini, Peroni, come ho indicato qui nella slide. Anche qui si fa molto utilizzo della cessione delle ferie solidali, si fa molto utilizzo dei permessi non retribuiti o retribuiti parzialmente per tornare nel proprio paese d'origine.
E ancora nell'industria metalmeccanica addirittura è il contratto nazionale, il contratto collettivo Federmeccanica è il contratto nazionale che punta molto su misure per la qualificazione professionale e anche per la, anche per la certificazione linguistica. Si sta sviluppando anche una nuova contrattazione, la contrattazione, o meglio, non è una nuova, si sta potenziando quella che è la contrattazione sociale, la contrattazione di territorio, dove sindacati, attori pubblici locali, quindi gli enti locali e anche associazioni datoriali decidono di individuare una serie di misure di welfare territoriale per favorire l'integrazione dei lavoratori. Un esempio è appunto il patto dell'Emilia Romagna. Io concludo dicendo questo, cioè che come vedete il contratto collettivo che noi immaginiamo, o meglio i consulenti del lavoro immaginano sempre suddiviso in questa bipartizione, parte normativa, parte obbligatoria, di qui trovo retribuzione, orario di lavoro, ferie, permessi, di qui invece trovo tutto quella che è la bilateralità e quant'altro, in realtà svolge una funzione molto più ampia. Luca Borgomeo nel 1960 fa una prima rassegna di giurisprudenza dopo 20 anni dall'apparizione del contratto collettivo di diritto comune e scrive questo in questa rassegna, dice: non esiste un istituto giuridico più del contratto collettivo che sia in un certo senso condannato a subire tutte le modifiche della realtà economico-sociale. E quindi il contratto collettivo oggi si trova a gestire soprattutto questo tipo di problemi. Un'altra domanda che io la lancio come domanda, ma forse potrebbe trovare delle risposte, è la seguente. Questi diritti negoziati all'interno di questi contratti cosa sono? Sono diritti che entrano nel contratto di lavoro dell'immigrato? Sono forme di welfare? Che cos'è il welfare in chiave giuridica? Perché è chiaro che il termine ha una collocazione abbastanza complessa sul piano sistematico, perché è un termine che viene utilizzato nella sociologia, nella politologia, quindi sul piano giuridico è di difficile declinazione, perché ha in sé un significato, il benessere della persona, ma il benessere della persona in chiave giuridica lo possiamo declinare in tanti modi, attraverso la previdenza, attraverso una retribuzione che guardi soprattutto ai bisogni del lavoratore. Quindi io penso che lo sforzo che ora bisognerà fare è capire come incasellare, inquadrare giuridicamente queste prestazioni all'interno dei contratti collettivi. Un'ultima nota e concludo: i consulenti del lavoro, cioè di tutta questa roba qui, che se ne fanno i consulenti del lavoro? Io dico una cosa, il ruolo del consulente del lavoro, e l'ho scritto nel mio libro di recente, non è un aziendalista, cioè il consulente del lavoro svolge una funzione importante, è un intermediario che sostanzialmente in chiave sussidiaria tenta di rendere effettive quelle che sono le norme che governano il rapporto di lavoro. Lo diceva Mario Napoli, il rapporto di lavoro non viene governato solo con la legge. Il diritto del lavoro, quindi il rapporto di lavoro, respira con due polmoni. Da una parte c'è la legge, ma dall'altra parte c'è la contrattazione collettiva. Bisogna prendere in mano i contratti collettivi. Se si vogliono risolvere i problemi reali di un contesto lavorativo, occorre prendere i contratti collettivi. Occorre prendere i contratti collettivi e guardare in questi contratti quali sono le potenzialità che offrono. C'è la possibilità di andare all'ente bilaterale per fare un corso di lingua per il lavoratore? Sfruttiamolo, perché gli diamo maggiore integrazione. Possiamo utilizzare in che misura l'istituto delle ferie solidali per permettere al nostro lavoratore di tornare brevemente nel paese di origine, fare visite e tornare? Sfruttiamolo. Possiamo rimborsare i viaggi che il lavoratore effettua per tornare nel proprio paese di origine e tornare in chiave di welfare? Vediamo se possiamo realizzarlo con un regolamento aziendale oppure no. Cosa dice il contratto collettivo? È in questo senso che, a mio avviso, il consulente del lavoro valorizza la sua funzione, che è consacrata nella legge 12 del 79, cioè all'articolo 1 c'è una locuzione molto molto debole: cura gli adempimenti di lavoro. Io ho scritto nero su bianco: curare gli adempimenti di lavoro, sfido chiunque, significa curare la persona e tutto lo strumentario normativo che ruota intorno ad esso. Grazie. Ringrazio molto anche il dottor Piglielarmi, sia per il suo intervento, ma soprattutto per lo spunto di riflessione col quale
ha concluso la sua relazione sul ruolo che noi consulenti del lavoro possiamo appunto avere nella promozione e nella diffusione di buone pratiche per l'integrazione dei lavoratori nelle realtà aziendali. Lascio ora la parola alla dottoressa Daniela Lafratta. La dottoressa Lafratta ha conseguito il dottorato in Diritti, Economia e Culture del Mediterraneo presso l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento Ionico, è avvocata in Taranto, esperta in diritto dell'immigrazione, attualmente assegnista di ricerca in diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Udine. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, io ovviamente mi associo ai ringraziamenti fatti già prima di me dai miei colleghi, dagli altri relatori per questa occasione. Dunque, ci occuperemo appunto di decreto flussi, ma vorrei cercare di fare una discussione che sia più che altro una riflessione anche un po' critica su quello che effettivamente è lo strumento del decreto flussi e quindi interrogarci sulla validità di questo decreto flussi e se effettivamente corrisponde ad un'esigenza, quella che in origine è stata prevista dalla legge, e quanto effettivamente consente una regolamentazione dei flussi che sia sicura e rispettosa dei lavoratori e quindi anche delle persone. Dunque, la prima regolamentazione, che tra l'altro fu limitata solo ed esclusivamente ai profili lavoristici, risale alla legge 943 del 1986. Questa fu una legge che venne emanata ed era strettamente connessa alla ratifica della Convenzione OIL sui lavoratori migranti e devo dire che si inserisce nel panorama nazionale in un periodo storico abbastanza particolare, ovvero siamo nel pieno delle trattative dell'accordo Schengen, quindi sulla libera circolazione di persone e lavoratori, e siamo molto vicini a quello che poi fu lo sblocco, o meglio la scomposizione del blocco sovietico, che ovviamente, come tutti sappiamo, portò anche periodi e massicci flussi migratori in tutto il periodo successivo. Ecco quindi che anche l'agenda italiana inizia ad avere quale tema ricorrente proprio quello dell'immigrazione. Si rende necessario andare a regolamentare le modalità di ingresso e di soggiorno sul territorio nazionale e a questo pensa la legge Martelli che il collega ha citato poc'anzi. La legge Martelli viene sostanzialmente emanata con l'intenzione di regolamentare, far confluire, far convergere la domanda e l'offerta di lavoro sul territorio nazionale. Rappresentò tra l'altro anche un'occasione importante per procedere a quella che fu la seconda grande sanatoria dei soggetti stranieri già presenti sul territorio italiano. Era appunto soltanto la seconda sanatoria, la prima era quella di 4 anni prima, del 1986. Successivamente alla legge Martelli ci fu un decreto in tema di immigrazione che fu il cosiddetto decreto Conso, che però dal punto di vista di decreti flussi non toccò minimamente la materia comunque di regolamentazione delle entrate o di soggiorno, ma si occupò esclusivamente di valutare e disciplinare la pretesa espulsiva dello Stato degli stranieri presenti in modo irregolare. E a fine anni 90 che effettivamente abbiamo il primo vero intervento legislativo degno di nota e mi riferisco alla legge 40 del 98 che poi andrà successivamente a confluire nel testo unico immigrazione il decreto legislativo 286 del 98 che rappresenta ad oggi l'impianto normativo ancora in essere. La legge 40 portò dei tratti caratteristici che tuttora manteniamo nel testo unico e mi riferisco ovviamente in considerazione e in aderenza all'argomento che trattiamo, quindi al decreto flussi, all'articolo 3 del decreto legislativo, quindi del testo unico immigrazione. L'articolo 3 è molto importante in quanto introduce sul panorama legislativo il documento programmatico per l'immigrazione. Il documento programmatico rappresenta appunto lo studio delle esigenze nazionali e quindi poi la programmazione dei flussi, il numero di ingressi, le modalità di permanenza sul territorio, nonché una serie di ovviamente altre esigenze, quali anche, visto che siamo all'università, è giusto dirlo, anche
la domanda per entrare e fare ingresso nel nostro territorio degli studenti extra UE. Il documento programmatico quindi è il documento attraverso cui lo Stato si interroga sulle necessità della nazione e ne programma ovviamente gli interventi anche da un punto di vista di ingressi. Nel 2002 però abbiamo l'entrata in vigore della legge 189, la cosiddetta Bossi-Fini, che il collega citava poc'anzi. Questa è una legge che, per il mio modesto modo di vedere le cose, ma che in realtà è sostenuto anche da autorevole dottrina, è una norma, una legge che introduce un irrigidimento delle procedure di ingresso e di soggiorno nel nostro territorio. Voglio citare la professoressa Britton, la quale ebbe proprio modo di sostenere che le complicazioni delle procedure sono create proprio per impedire l'ingresso nel territorio di tutti i lavoratori dei soggetti extra UE. La particolarità di questa norma è proprio il suo passo indietro nel gestire i flussi migratori, gli ingressi soprattutto per motivi di lavoro. La legge Turco-Napolitano prevedeva uno strumento che secondo me era molto più compiacente all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in quanto prevedeva lo strumento della cosiddetta sponsorizzazione, cioè in presenza di determinate garanzie, che potevano essere delle fideiussioni piuttosto che delle assicurazioni o strumenti similari, si consentiva l'ingresso in territorio nazionale di persone che non avevano ancora un lavoro, ma che venivano per cercare lavoro. In questo modo l'incontro fra domanda e offerta veniva sicuramente agevolato. Avevamo dei potenziali lavoratori che cercavano lavoro e avevamo dei datori di lavoro che cercavano manodopera, ma entrambe le figure erano già presenti sul territorio e questo ovviamente agevolava l'incontro fra domanda e offerta. Con l'abolizione di questo strumento io credo che in tal senso si sia fatto un passo indietro notevole. L'ingresso ad oggi dei lavoratori viene appunto affidato in buona misura proprio alle quote flussi, quindi al decreto che annualmente ha facoltà, mi piace sottolineare facoltà perché non è detto che ogni anno vi sia o vi debba essere un decreto flussi, potrebbe non esserci o potrebbe anche essercene più di uno. Diciamo che la regola generale attribuisce facoltà al governo di emanare entro il 30 novembre di ogni anno il decreto flussi con cui stabilire le quote di ingresso, le quote di persone autorizzate a fare ingresso nel nostro Paese. La problematica che io rilevo, che secondo me è quasi ostativa al funzionamento, al buon funzionamento dello strumento, è il tipo di procedura. Cioè non è soltanto questione di merito delle proposte che vengono portate in campo, ma io credo che sia soprattutto questione di metodo. Quanto queste procedure, così come sono ideate ad oggi, sono effettivamente operative, quanto davvero riescono a regolamentare in modo programmatico l'ingresso dei lavoratori. Partirei dal dire che abbiamo, dopo la fase embrionale, che è quello del documento programmatico, è l'individuazione delle quote e quindi il potere del legislatore, o meglio del governo, di determinare il numero di quote, abbiamo una procedura che è molto, molto macchinosa. Facendo un piccolo passo indietro, mi piace evidenziare che il documento programmatico dovrebbe, uso questa forma apposta, dovrebbe essere emanato ogni 3 anni e avere una programmazione triennale. Noi siamo fermi al triennio 2007-2009. Non abbiamo un documento programmatico da quasi 13 anni e questo fa emergere ovviamente poi tutta la natura emergenziale sempre in affanno dei nostri provvedimenti che mancano proprio di programmazione. Diciamo un po' a tentativi, no? Perché mancando una programmazione è chiaro che si permane sempre in una situazione di emergenza. Per l'anno in corso il Governo ha emanato il decreto flussi con DPCM del 21 dicembre che è stato pubblicato poi in Gazzetta il 17 gennaio del 2022 e ha autorizzato l'ingresso di 69.700 quote.
che è un numero altissimo. Basti pensare che lo scorso anno sono stati autorizzati 30.000 ingressi. Di queste circa 70.000 quote abbiamo nel dettaglio 42.000 quote riservate agli stagionali, di cui 14.000 solo nel settore agricolo. Abbiamo 20.700 quote per non stagionali per settori dell'autotrasporto, edilizia e turistico alberghiero e infine abbiamo 7.000 quote riservate alle conversioni, su cui torneremo a brevissimo. Qual è la modalità e comunque la procedura? Credo che in quanto consulenti del lavoro conosciate molto bene la procedura. È macchinosa ed è molto lenta e prevede un procedimento principale di tipo amministrativo che viene rimesso alla competenza dello sportello unico immigrazione presso le prefetture e abbiamo 2 subprocedimenti che vengono invece incardinati presso le questure competenti territorialmente e l'ispettorato del lavoro sempre su competenza territoriale. Quindi noi abbiamo un procedimento che viene diviso in 3 subprocedimenti e che richiedono tutti molto tempo. Lo sportello unico riceve la pratica ma subito si blocca nel suo lavoro perché deve attendere i pareri, le autorizzazioni richieste all'ispettorato del lavoro che dovrà verificare la regolarità di quello che viene previsto nel contratto, o meglio nella bozza del contratto con il lavoratore e dall'altra parte la questura che dovrà valutare l'assenza di cause ostative all'ingresso del datore di lavoro, nonché vi sarà anche un controllo sull'assenza di condanne in capo al datore di lavoro che richiede l'ingresso del lavoratore. Qui faccio giusto una precisazione perché ogni tanto le prefetture ancora un po' ci provano, per cui mi piace dirlo. Il datore di lavoro, il motivo ostativo è solo la condanna per determinati reati, principalmente legati con lo sfruttamento lavorativo piuttosto che della prostituzione, tratta di esseri umani, comunque reati molto gravi. Inizialmente la legge prevedeva che integrasse il motivo ostativo la sola denuncia del datore di lavoro. Questo è stato annullato proprio dal TAR del Friuli Venezia Giulia nel 2015 che, accogliendo le motivazioni già espresse dalla Corte Costituzionale, riteneva il motivo ostativo contrario al principio di non colpevolezza, quindi contrario all'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale. Dunque, una volta che il procedimento parte, il datore di lavoro che avrà avanzato o una richiesta nominativa ex articolo 22 comma 2 del testo unico, ovvero numerica, disciplinata dal comma successivo del medesimo articolo, la prefettura attenderà tutti i pareri della questura e dell'ispettorato del lavoro e lì dove tutto conforme a quanto richiesto dalla legge produrrà ed emetterà il nulla osta al lavoro. Nulla osta verrà inviato telematicamente all'autorità consolare presente all'estero dove il lavoratore dovrà presentarsi perché lo abbiamo dato per scontato, ma uno dei requisiti fondamentali è che il lavoratore, almeno per quello che dice la legge, poi in realtà molto spesso, lo diceva prima la dottoressa Piro, questo viene superato, ma uno dei requisiti fondamentali ed essenziali vorrebbe che il lavoratore si trovasse all'estero, quindi nel suo paese di origine. Ricevuto il nulla osta, ottenuto il visto all'ingresso, il lavoratore dovrà fare ingresso in territorio nazionale, presentarsi entro 8 giorni innanzi allo sportello unico della prefettura unitamente al datore di lavoro e forse se ce la facciamo e ci siamo riusciti firmeremo il contratto di soggiorno. È chiaro che questa è una procedura molto macchinosa che richiede tempo, le tempistiche sono lente, la macchina della pubblica amministrazione, ahimè, la conosciamo. Ci sono dei periodi in cui arrivano molte richieste e questo rende il lavoro lento e faticoso. L'unica particolarità, degna di nota, sta nella procedura relativa in presenza di determinate condizioni per l'ingresso per lavoro stagionale. Solo in questo caso è previsto con una riforma del 2016, è stato previsto che nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso nel territorio italiano nel periodo precedente, nei 5 anni precedenti, abbia lavorato per almeno 3 mesi, 13 giornate se ricordo bene nell'agricolo, e
fatto regolarmente rientro al proprio paese, allora la domanda si riterrà accolta dalla prefettura trascorsa 20 giorni dal suo inoltro. È chiaro che questo è sicuramente un piccolo passo avanti, almeno nei limiti in cui la procedura viene utilizzata. Ma io vorrei, faccio qualche salto perché mi chiedevano un po' di andare un po' più veloce. Io vorrei concentrarmi un attimino sulla natura del decreto flussi. Io, per mio modo di vedere le cose, ci vedo in queste politiche odierne, ci vedo francamente una natura opportunistica dello strumento. Apro le porte quando mi servono, le chiudo quando non mi serve più. Raccogliamo, perché devo dire che lo strumento è molto utilizzato quasi esclusivamente nell'agricoltura, apriamo le porte, raccogliamo, poi le porte si chiudono. E quando dico questo, lo dico guardando i numeri. Se guardiamo le quote che sono state previste quest'anno, noi vediamo 42.000 quote per ingresso di lavoro stagionale e solo 7.000 quote di conversione. La conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato è consentito allo straniero che si trova sul territorio nazionale, che ha un documento e quindi un permesso di soggiorno valido e che dopo aver lavorato almeno sempre i 3 mesi o le 13 giornate trova un'occupazione quindi con contratto a tempo subordinato. 7.000 quote su 42.000 quote significa che io autorizzo solo un sesto di quelle persone che ho fatto entrare in territorio nazionale. E per me è pochissimo ed ecco perché dico c'è una natura di tipo opportunistico da parte del legislatore. Ora, i problemi in cui lo Stato italiano versa sono tantissimi, non sono soltanto quelli della raccolta di pomodori, lasciatemi passare un po' la terminologia. Abbiamo una bassa natalità, abbiamo un popolo anziano, abbiamo pochissima forza lavoro e abbiamo molto spesso un disallineamento tra la domanda e l'offerta dovuta anche a livello di competenze che sono possedute dai nostri concittadini. I problemi sono tanti e credo che la popolazione straniera rappresenti ad oggi, e forse lo ha sempre rappresentato, un modo per porre rimedio a molti dei nostri problemi. Ecco perché questa logica opportunistica del legislatore la vedo in netto contrasto invece con possibili soluzioni che potremmo avere nel nostro Paese. L'inclusione e l'accettazione di una popolazione multietnica ci insegna, lì dove ci guardiamo un po' intorno con i nostri colleghi europei, ci insegna che quelle società funzionano sicuramente meglio della nostra società, perlomeno per come funziona in questo momento da un punto di vista economico. Io vorrei soltanto, rubo ancora 3 minuti, valutare i costi di questa cattiva gestione dell'immigrazione. Uno straniero, quindi un cittadino extra Unione Europea, decide, o forse è più corretto dire, si obbliga, è obbligato al viaggio migratorio per ragioni economiche che, seppur non rappresentano una guerra propriamente intesa come quelle che ci raccontano, probabilmente rappresenta la guerra personale per una persona che si determina ad un viaggio migratorio molto spesso anche molto pericoloso per la propria sopravvivenza, quindi per sconfiggere la propria guerra, per il proprio sostentamento e il più delle volte anche per quello della propria famiglia. Ora, se è fortunato riuscirà a usufruire di una delle quote, quindi entrare in modo regolare sul territorio. Se non è fortunato si dovrà purtroppo prestare, ahimè, a quelle che sono le pratiche clandestine. Entrerà in Italia come clandestino, quindi farà uno sbarco o magari da rotta balcanica, ad ogni modo entrerà da irregolare. Quali sono le 2 opzioni che gli si presentano? O vive da irregolare, quindi fa una vita da clandestino, o utilizza uno strumento giuridico che è quello della protezione internazionale, lo utilizza in modo del tutto strumentale, ma lo fa ovviamente per la propria sopravvivenza, per vivere un po' più sereno sul territorio nazionale. Dunque, se vivrà sul territorio da clandestino, lo Stato ci perderà sicuramente tutte le entrate
in termini di contribuzione e tutte le entrate in termini di tassazione da lavoro dipendente o autonomo, quello che sarà. Nel caso in cui invece deciderà di avvalersi dello strumento della protezione internazionale, costerà allo Stato ancora molto, molto, molto di più, perché non entro nel dettaglio della procedura. Sarà collocato con ogni buona probabilità nel circuito di accoglienza, quindi lo Stato italiano pagherà l'accoglienza. Avrà diritto ad una difesa tecnica, quindi una difesa legale, che andrà in gratuito patrocinio, perché è raro che arrivino alle 11.000 euro di reddito da lavoro. Magari ci arrivano anche, però purtroppo nell'agricoltura sappiamo tutti quanti benissimo e molto spesso abbiamo anche il problema della dichiarazione delle giornate effettive di lavoro rispetto poi a quelle dichiarate. Per cui avremo un ulteriore costo, quello del gratuito patrocinio. Avremo ancora costi di giustizia, perché non pagherà ovviamente, non potrà pagare l'iscrizione al ruolo, non potrà pagare i diritti di cancelleria. E poi avremo dei costi figurativi, ovvero un ruolo delle sezioni specializzate in materia di immigrazione sempre in costante affanno, anche perché abbiamo tutte queste domande pretestuose, strumentali. Basti pensare che quasi tutte le richieste dei cittadini provenienti dal Nord Africa, quindi mi riferisco soprattutto a Marocco e Tunisia, sono tutte domande del tutto strumentali. Cosa succederà all'esito del procedimento che, badate bene, dura 3-4 anni? Si arriverà davanti ad un giudice, saranno allegati contratti di lavoro, certificazioni linguistiche, contratto di locazione di un'abitazione. Cosa potrà fare il giudice? Alzerà le mani, articolo 8 della CEDU, rispetto della vita familiare e privata, nel cui concetto viene ricompreso anche il lavoro, alzerà le mani e lascerà un permesso di soggiorno per protezione speciale ex umanitaria. Quel permesso sarà subito dopo convertito per permesso in lavoro. Cosa è successo? Abbiamo trattato una persona in modo, direi, non degno, non in linea con il concetto della dignità della persona. Abbiamo interposto diversi ostacoli alla sua integrazione, abbiamo speso tantissimi soldi, perché ne abbiamo spesi tanti. Se facciamo due conti sui flussi e sui numeri a cui assistiamo ci rendiamo conto di quale spesa, per arrivare esattamente al medesimo risultato cui saremmo arrivati ugualmente qualora avremmo consentito magari semplicemente solo più conversioni. Ecco quindi che quando ascoltiamo in televisione la frase che l'immigrazione costa, è vero, ma non è l'immigrazione che costa, è la gestione odierna dell'immigrazione che ne produce il relativo costo. Concludendo, ormai io credo che sia maturo il tempo per sostenere appunto che il costo delle migrazioni non deriva dagli spostamenti naturali delle popolazioni, ma deriva dallo stato di irregolarità a cui si costringono le persone a restare, proprio molto spesso, ahimè, per la scelta sbagliata degli strumenti legislativi che il nostro governo continua a porre in essere. Dobbiamo quindi soltanto semplicemente decidere se continuare a guardare popolazioni, i nostri colleghi europei che dall'immigrazione e dall'inclusione dei popoli stranieri ne hanno preso dei vantaggi in tutti i termini, sotto tutti i punti di vista. Al legislatore piace badare solo a quello economico, ma io credo che la multiculturalità sia un valore aggiunto da tutti i punti di vista. Grazie. Ringrazio la dottoressa Lafratto soprattutto per le riflessioni conclusive che ha voluto condividere con noi. Passo ora la parola all'ultimo relatore della giornata, il dottor Maurizio Romano della Direzione Centrale Lavoro Regione Friuli Venezia Giulia, che approfondirà il tema dei permessi di soggiorno che consentono il lavoro. Il dottor Romano si occupa dal 2012 dei conflitti del lavoro e dell'immigrazione, dapprima presso la provincia di Trieste e dal 2015 presso la Regione Friuli Venezia Giulia, con compiti di responsabile del relativo servizio a valere sull'intero territorio regionale.
Il tema affrontato dal dottor Romano è di particolare rilevanza per noi consulenti del lavoro, che molto spesso ci troviamo in difficoltà nella gestione dei permessi di soggiorno che permettono appunto l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri. A conferma di ciò sono giunti diversi quesiti dai colleghi, quesiti che abbiamo girato al dottor Romano nelle settimane scorse e ai quali darà risposta nel corso del suo intervento. Vi ringrazio innanzitutto per questo invito, perché il rapporto e il dialogo con i consulenti del lavoro è presente e attivo presso il mio ufficio in tutti e 4 gli ambiti provinciali, però è un dialogo che io auspico in divenire ed in implementazione, anche perché sono fermamente convinto che sia necessario, per affrontare e risolvere bene i problemi, operare in una logica di rete che coinvolga non solo gli operatori, quali siamo noi, ma anche il mondo degli stakeholder. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi precedenti, dai quali ho tratto parecchi spunti, e il mio però sarà un intervento un attimino più di taglio operativo, nel senso che io voglio qui portare l'esperienza e le prassi in essere presso quest'ufficio. Io ho inserito, per identificare un po' i soggetti che sono presenti agli sportelli, che nel nostro ambito regionale non sono unici, ma sono sportelli immigrazione, quindi ho identificato i 3 attori con le immagini degli edifici istituzionali di Trieste. Avrei dovuto metterne 12, volendo dare il giusto riconoscimento a tutti gli ambiti. Magari in prospettiva vedremo un attimino di adattare meglio alle singole realtà territoriali questa presentazione. E comunque, qual è la differenza? Dunque, perché avete innanzi a voi un funzionario della Regione Friuli Venezia Giulia, anziché per parlare di permessi di soggiorno che consentono di lavorare, anziché un funzionario di prefettura piuttosto che dell'ispettorato del lavoro? Questo perché, in forza della specialità statutaria del nostro territorio regionale, queste competenze in materia di lavoro, e quindi era già stato nella presentazione detto, conflitti del lavoro e immigrazione, che sono 2 concetti separati, cioè l'uno non si collega all'altro, per carità, e vengono svolti, sono assegnati agli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia e in particolare al mio servizio. Per quanto riguarda l'immigrazione, noi operiamo come responsabili del procedimento. Ecco, la differenza sostanziale è questa. Per tutto ciò che attiene al primo ingresso in Italia dei cittadini extra UE per motivi di lavoro, la responsabilità procedimentale nell'ambito del nostro territorio spetta alla Regione. Quindi si parla di sportello per l'immigrazione e non di sportello unico, perché questo sportello è un luogo fisico di coordinamento per le 3 amministrazioni che ne fanno parte, quindi la Prefettura, la Questura e la Regione Friuli Venezia Giulia, e di, come dire, semplificazione per i rapporti per l'utenza. Però all'interno dello stesso, se negli ambiti statutari ordinari la competenza procedimentale è posta in toto in capo alla Prefettura, che come era stato detto nel mio intervento precedente, si avvale per le attività subprocedimentali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, per l'espressione dei pareri a carattere giuslavoristico, e della Questura per un'espressione di un parere proprio di pubblica sicurezza, definiamolo così, invece all'interno dello sportello per l'immigrazione questi procedimenti, quindi rilascio, nulla osta e lavoro subordinato, sono propri della Regione. Noi poi concorriamo a rendere un parere per quanto riguarda le procedure di conversione, mentre le altre materie, ad esempio mi riferisco a quello del ricongiungimento, sono tipiche della Prefettura. Noi siamo presenti chiaramente nell'ambito del nostro sito istituzionale con tutta una serie di schede tematiche informative relativamente alla tematica dei cittadini extracomunitari, subordinatamente agli argomenti di carattere lavorativo, un sito che si rivolge sia ai datori di lavoro che ai lavoratori stessi o comunque ai cittadini. Abbiamo avuto modo e segnale di capire che è un sito particolarmente apprezzato perché viene utilizzato anche da consulenti oppure insomma da associazioni, da cittadini interessati anche al di fuori del nostro ambito regionale, perché gli è stato dato riconoscimento che è abbastanza esaustivo, contiene molte informazioni difficilmente riscontrabili altrove. I nostri uffici stessi, io qui in prima fila ai colleghi referenti per i singoli territori provinciali,
sono sempre reperibili al telefono, e anche questo insomma è un elemento non di poco conto. Allora, veniamo un attimino veramente in maniera molto superficiale a quella che è la normativa di riferimento, che del resto era già stata enunciata negli interventi precedenti. In maniera molto semplificativa noi utilizziamo come strumenti di lavoro il testo unico sull'immigrazione e il relativo regolamento attuativo, quindi il decreto legislativo 286 del 98 e il DPR 394 del 99. In realtà poi c'è un altro strumento di cui è stato riferito poco fa, assolutamente importantissimo, che è quello del decreto flussi. E quindi nel periodo storico che ci riguarda, il DPCM del 21 dicembre del 2021, asseritamente decreto flussi 2021, è entrato in vigore però nel 2022, con un intertempo temporale di validità alquanto scarso, perché dal 27 di gennaio o dal 1 di febbraio, a seconda della tipologia di pratiche, era possibile poi proporre istanza sino al 17 marzo. Poi con un colpo di reni l'autorità amministrativa ha disposto che limitatamente alle tipologie delle conversioni, alle fattispecie delle conversioni, potrà essere possibile proporre istanza sino al 30 di settembre. E questo è un elemento che mi fa un po' pensare su quale sarà la tempistica del decreto flussi 2022, che mi era stato detto da ambienti del Ministero del Lavoro era intenzione comunque emanare. Secondo me, apro una piccola parentesi, un'uscita così tardiva di un decreto flussi 2021 ha creato molti problemi, soprattutto se consideriamo la prorogatio dei permessi di soggiorno anche per lavoro stagionale, che ha permesso la prosecuzione e la presenza sul territorio italiano fino al 30 di settembre dello scorso anno, lasciando poi un buco normativo, perché laddove si sarebbe voluto convertire non esisteva lo strumento per farlo. Sarebbe stato molto più semplice se un decreto flussi 2021, che mi è stato riferito, è rimasto giacente per parecchio tempo negli uffici ministeriali, fosse stato emesso magari in forma più semplice, con un decreto flussi 2021 che entrava in vigore magari nel periodo in cui veniva a cessare la prorogatio ex legge di questi permessi di soggiorno, semplicemente attribuendo una cospicua dose di quote, ma semplicemente per le conversioni magari. E dopodiché si iniziavano i tempi ordinari con un decreto flussi 2022 che invece prevedeva tutte le quote come diciamo da abitudine. Io volevo iniziare con una slide che invece indica i permessi di soggiorno che non permettono di lavorare, così magari ci togliamo subito da torno il pensiero con quali io non posso assumere o far assumere. Questi in una scorsa veramente veloce sono quelli per motivi di turismo, per motivi religiosi, per affari, quindi è possibile entrare sul territorio italiano per un periodo massimo di 90 giorni nell'ambito di un periodo di 180, per attendere i propri affari, quindi magari per iniziare un'attività di costituzione di impresa, ma sicuramente non per svolgere attività lavorativa, nel qual caso scattano poi le conseguenze amministrative del caso. Non è possibile lavorare per chi entra in Italia per motivi di giustizia. Sull'attesa cittadinanza polidia le abbiamo inserito perché è ancora presente, però in realtà ultime novelle normative rendono possibile lavorare in questo caso. Per missione non è possibile perché chi entra per missione entra per attendere una funzione politica, governativa oppure per scopi umanitari, quindi per scopi ben precisi. Non sarà possibile, ma adesso in realtà sarà possibile per le cure mediche, sarà possibile perché normalmente è un permesso che viene rilasciato a chi deve assistere magari minori, oppure anche nel caso di chi maggiore età ha questo permesso di soggiorno, laddove le condizioni di salute lo permettono, gli è possibile adesso anche svolgere un'attività lavorativa. E inoltre la residenza elettiva, però attenzione, solo laddove questo permesso di soggiorno sia stato acquisito tramite un visto ritirato al consolato, quindi come primo permesso di soggiorno per l'ingresso in Italia. In questo caso non sarà mai possibile poter svolgere attività lavorativa, anche perché è una tipologia di entrata che è prevista, diciamo, per persone di particolare abbienza che decidono, ad esempio, di venire avendo mezzi di sostentamento abbondanti, di venire a vivere in Italia perché, insomma, il clima è bello, la gente anche si mangia ancora meglio. I decreti flussi nel corso degli ultimi anni, come è stato detto, io mi occupo della materia dal 2012, io credo per più di 10 anni si limitavano a prevedere quote per lavoro stagionale e conversioni, quindi non era più la stagione delle grosse file che si erano registrate negli sportelli e negli uffici regionali per quote di lavoro non stagionale.
Nel frattempo, dallo scorso anno, quindi dal decreto flussi 2020 e anche nel decreto flussi 2021, invece sono state previste delle quote per lavoro non stagionale limitatamente alle categorie dell'autotrasporto conto terzi, dell'edilizia e del turistico alberghiero. Va subito detto, ma penso che lo saprete perché ne ho ricevute tante di telefonate, che nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, per esplicita volontà, nell'ambito anche di quel dialogo che viene effettuato con il Ministero del Lavoro prima della predisposizione e firma entrata in vigore del decreto flussi, la Regione ha optato, ha dichiarato di non voler avvalersi di questo tipo di quote, intendendo far fronte ad eventuali fabbisogni lavorativi attraverso le liste dei propri centri per l'impiego. Sul decreto flussi 2022 penso che ci saranno dei ragionamenti di senso contrario, però su questo ne sarà discusso anche in sede di tavolo di concertazione e quindi con tutte le parti sociali, in maniera tale poi da arrivare ad una decisione meditata ma soprattutto per quanto possibile condivisa. Approfitto poi anche di questa digressione per inserire anche i quesiti che mi avete fatto arrivare. Da questo punto di vista vorrei rispondere al quesito il 2, io li ho numerati, che dice: se in caso di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a indeterminato si può assumere nelle more del rilascio. Allora, del rilascio del permesso di soggiorno, quindi come titolo rilasciato dalla questura, sì, però in realtà per poter assumere è necessario che venga rilasciato il contratto di soggiorno, che deve essere sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro presso gli sportello immigrazione. Una volta in cui è stato rilasciato questo contratto, questo deve essere inserito nella busta del kit per la richiesta del permesso di soggiorno, il kit deve essere inviato, da questo momento è possibile assumere, perché quella ricevuta del kit costituisce a tutti gli effetti il permesso di soggiorno provvisorio e dopodiché con tanta pazienza il permesso di soggiorno arriverà. Dopodiché, per quanto riguarda una domanda, io devo fare dell'Unilev soprattutto relativamente a richiedenti protezione internazionale, ad esempio il caso, il menu a tendina non è esaustivo, è vero, il menu a tendina necessita assolutamente di una revisione, però la revisione stessa non può essere effettuata dalla Regione, ma attiene agli standard ministeriali delle Unilev. Quindi noi abbiamo segnalato che ci sarebbe il caso di rivederli. Da questo punto di vista io vi invito, nel momento in cui avete una difficoltà di questo tipo, di andare per, come dire, approssimazione, anche perché vi ricordo è sempre meglio dover poi motivare il motivo di un'eventuale non coerenza, che sicuramente sono motivi ampiamente giustificabili, piuttosto che ritardare o non inviare un Unilav, nel qual caso ci sono sanzioni anche abbastanza severe. Quindi andate tranquilli e scegliete, poi qualunque cosa possiamo sempre sentirci. Poi, permesso di soggiorno, il quesito 5, con un permesso di soggiorno, 5 e 7 direi. Con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nel caso di cessazione del rapporto, il lavoratore può svolgere attività di lavoro, può svolgere attività di lavoro autonomo, attività dalla quale derivino redditi diversi, esempio collaborazione sportiva, e mantenere il permesso di soggiorno o è necessario richiedere la conversione. Un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo consente di svolgere anche l'altro tipo di attività, quindi non c'è nessun problema. Nel caso di cessazione, oltretutto, è prevista anche la possibilità di richiedere l'attesa occupazione. Quindi è permesso anche cambiare tipo di lavoro, sempre che si tratti di lavoro vero e proprio. L'esempio della collaborazione sportiva lì va esaminato molto bene, perché ad esempio a me viene in mente la fattispecie della collaborazione all'interno delle ASD e in quel caso non sempre è un'attività lavorativa o assimilata tale, quindi va verificato molto bene il tipo di attività per la quale si intenderebbe effettuare la prosecuzione della permanenza in Italia. Comunque sia, in pendenza di permesso di soggiorno non è necessario procedere a conversioni o altro, che del resto non sarebbero neanche previste. È possibile, se uno vuole poi renderlo coerente rispetto all'attività effettivamente svolta, fare quello che noi chiamiamo più che conversione aggiornamento, viene fatto presso le questure all'atto della scadenza del titolo. Vi ricordo che un permesso di soggiorno va richiesto, il rinnovo va richiesto 60 giorni entro i 60 giorni precedenti la scadenza.
Attenzione a chi dice può essere effettuato anche nei successivi 60, perché i successivi 60 in realtà è un'interpretazione un po'. I successivi 60 attengono all'inespellibilità del cittadino straniero non in regola sul territorio italiano. Quindi è per carità possibile proporre comunque istanza, l'unica cosa deve essere data un'adeguata motivazione e giustificazione, perché rientra nella facoltà delle questure anche il di negarne il rinnovo. Allora andiamo ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro. In questa slide sono tutti quelli che vengono ottenuti proprio per motivi di lavoro. Allora, avendo parlato di decreti flussi, ho preferito distinguere due macro categorie, l'una proprio quello dell'ingresso con flussi, l'altra quello dell'ingresso extraflussi. Ingresso extraflussi per i quali quindi l'istanza può essere fatta in qualunque momento, non necessitando né di quota e quindi né tantomeno di una vigenza di un decreto flussi. I primi sono quelli relativi al lavoro autonomo, caso per il quale, ecco, vi do questa informazione perché a volte anche in questo caso vengono date informazioni erronee. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo non è di competenza della Regione ma delle questure. Il lavoro subordinato, del quale abbiamo parlato anche prima, è il lavoro stagionale. Dopodiché abbiamo le fattispecie delle conversioni, che sono le conversioni studio-lavoro. Cosa significa? Significa che uno studente che non ha ancora concluso il suo ciclo di studi ma ha un'occasione lavorativa può decidere di convertire, ma ecco, un'altra informazione, un'altra cosa che intendo sottolineare, attenzione, bisogna sempre dare indicazione agli studenti che questo è un passaggio irreversibile, quindi si può convertire da studio a lavoro, non è previsto nel nostro panorama giuridico una conversione lavoro-studio. Quindi è un passaggio irreversibile che secondo me va ben meditato. Poi abbiamo le conversioni lungo soggiornante lavoro. Allora, in questo caso sono previste dal decreto flussi, valgono solamente per i permessi di soggiorno lungo soggiornante posseduto dal cittadino straniero ma rilasciato da altro Paese membro e nel limite delle quote è possibile convertire, anche perché, e voglio rispondere a un altro quesito, in Italia non è possibile impiegare per motivi di lavoro un permesso di soggiorno rilasciato sia pure per motivi di lavoro ma da altro Paese membro. In Italia questo non è possibile e stiamo vedendo alcuni fenomeni, colleghi dell'Ispettorato credo più di noi, in questo momento di boom dell'edilizia, di ingressi di lavoratori di ditte comunitarie in appalto e subappalto. Si sono verificati casi in cui si ignora ogni singolo e il più elementare adempimento. L'invio del modello M2, ad esempio, che è quella semplice comunicazione che permette di distaccare in Italia lavoratori extra UE in possesso di permesso di soggiorno di altro Paese membro dipendenti da una ditta avente sede in tale Paese membro. Quindi deve essere inviata la comunicazione, 24 ore prima deve essere fatto l'adempimento dell'unidistacco, ma soprattutto il cittadino extra UE che entra in Italia deve comunque essere registrato allo sportello e deve inviare il kit perché deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che sarà un permesso di soggiorno per casi particolari, ma ne parliamo tra poco. Per quanto riguarda gli extraflussi abbiamo, quindi se sono degli istituti disciplinati dall'articolo 27, 27 bis, ter, quater e quinquies, e questo dà idea di quanto sia stato rimaneggiato il testo unico nel corso degli anni, sono vari istituti, quindi c'è la ricerca, non più ricerca scientifica, quindi è possibile far entrare un ricercatore per qualunque materia dello scibile umano, o enti di ricerca che devono essere iscritti nell'apposito elenco del Ministero del MIUR. Poi abbiamo la Carta Blu che lo conoscerete già, ma è un istituto particolarmente interessante perché extra quota permette di assumere personale altamente qualificato. Per altamente qualificato intendo in possesso di un titolo di studio post superiore di almeno 3 anni, quindi ad esempio una laurea triennale o un corso che anche se non dà luogo a un rilascio di un diploma di laurea, però prevedeva un impegno di studio di 3 anni dopo l'equivalente della nostra maturità, per un periodo non minore di 1 anno, ma potrebbe anche essere a tempo indeterminato, per un'attività che deve essere coerente col titolo di studio posseduto e rientrare comunque nella classificazione 1, 2, 3 dell'indice delle professioni Istat, verso una retribuzione annua non inferiore al triplo dell'assegno sociale e quindi all'incirca 24.900 euro lordi all'anno. Poi abbiamo
il discorso degli infermieri che insomma mi ha visto abbastanza impegnato nell'ultimo periodo, soprattutto in funzione di quella norma a carattere eccezionale che era stata prevista proprio per il periodo Covid e che comunque prolunga i suoi effetti fino al 31 dicembre di quest'anno. Gli infermieri possono entrare presso strutture sanitarie o sociosanitarie se in possesso di un titolo di studio del quale sia acclarata con decreto del Ministero della Salute l'equipollenza ed essere impiegati presso queste imprese o anche presso cooperative che abbiano in appalto l'intero servizio, oppure anche somministrati. Attualmente qual è la differenza? Che fino al 31 dicembre, proprio per l'estremo bisogno di personale infermieristico, per quanto riguarda noi, perché noi solo infermieri esiste un istituto solo per infermieri, non per le altre categorie sanitarie, possono entrare anche senza questo titolo di permesso. Allora, 2 parole velocissime sul discorso dei distacchi. Per quanto riguarda i distacchi per appalti o distacchi intrasocietari, è possibile l'ingresso, stiamo parlando di ditte extracomunitarie, attenzione perché il permesso di soggiorno che reca la dicitura casi particolari non permette la possibilità di assumere in Italia, quindi le persone vengono, devono svolgere i compiti per i quali è stato chiesto l'ingresso e dopo devono lasciare il paese, perché altrimenti ci sono problemi anche a carico di chi li assume per violazione dell'articolo 22 del testo unico. Quando posso assumerli? Posso assumerli decorsi 60 giorni, per quanto riguarda i richiedenti asilo politico, decorsi 60 giorni dall'avvenuta registrazione in questura, che viene fatta con il rilascio di un modello C3, al quale farà poi seguito un permesso di soggiorno cartaceo semestrale che verrà automaticamente prorogato fino al pronunciamento della Commissione territoriale. Nel momento in cui la Commissione, quindi dopo 60 giorni possono essere assunti, nel momento in cui ci fosse un rigetto dell'istanza deve essere immediatamente risolto il rapporto di lavoro che potrà riprendere o comunque la persona potrà riprendere a lavorare solo se proposto ricorso verso il diniego della Commissione territoriale, dopo 60 giorni dalla proposizione del ricorso potrà lavorare. Per quanto riguarda le categorie della protezione speciale e della protezione temporanea, sulla quale parlerà dopo di me la professoressa Zilli, in questo caso è possibile il lavoro immediatamente al rilascio del permesso, della registrazione anzi. E poi abbiamo anche altre tipologie. La residenza elettiva è possibile lavorare in che caso? Nel caso in cui questo permesso di soggiorno non sia stato ottenuto come primo ingresso, ma ad esempio derivi dal fatto che nel frattempo una persona presente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato abbia raggiunto l'età della quiescenza e a quel punto decida di rimanere in Italia per residenza elettiva. In questo caso gli sarà permesso di continuare, laddove ne avrà l'occasione, a lavorare. Quali nulla osta si può lavorare a tempo indeterminato, posso assumere a tempo indeterminato gli infermieri, le carte blu, il distacco per dirigenti. Ecco, in questo caso alla fine del distacco, quindi articolo 27A del testo unico, sarà possibile anche assumere anche a tempo indeterminato. I ricercatori che adesso possono, dopo l'ultima novella normativa, possono rimanere in Italia e continuare a lavorare o avere l'attesa occupazione, professori universitari, domestici al seguito, eccetera, eccetera. Bene, io ce l'ho fatta. Vi ringrazio. Ringrazio molto il dottor Romano, avremmo avuto bisogno probabilmente di un incontro di 4 ore che almeno, ma insomma spero ci sarà modo di organizzare un altro momento di condivisione formativo, perché ritengo che sia fondamentale proprio per noi per poter operare correttamente. A questo punto passerei la parola alla professoressa Zilli, che tirerà le fila degli interventi odierni. La professoressa Zilli è professoressa associata di diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Udine, dove insegna lavoro pubblico, lavoro nell'impresa privata e compliance anticorruzione. Nello stesso Ateneo dirige i corsi in tema di imprese cooperative e insieme col professor Francesco Billotta ha curato il primo codice di diritto antidiscriminatorio e anima il sito Equal, primo portale italiano sullo stesso tema. Ce l'abbiamo quasi fatta, ci siamo quasi. Provo ad andare a concludere questa intensa mattinata. Non nascondo di avere adesso anche un po' di mal di testa, nella misura in cui
cercare di misurarsi con il tecnicismo del lavoro degli stranieri comporta una full immersion, un ingresso, anche qui un ingresso, in una materia normalmente in cui si passa a volo radente, in cui si lascia a voi, ai consulenti, tutta la gravosissima parte tecnica. Quando poi anche voi non siete soddisfatti, chiamate la regione, e stavo per scrivere il numero di telefono del dottor Romano, così potevamo condividerlo tutti. Ringrazio chi è intervenuto a questo convegno, ringrazio i consulenti, l'ANCL, proprio per questa organizzazione precisa, seria e ben fatta. Ringrazio le mie studentesse e i miei studenti che hanno dato prova di eroismo oggi e che però concludono meritatamente i corsi di diritto del lavoro. Ricordo a tutte e a tutti che oggi è la giornata internazionale della sicurezza sul lavoro. E noi abbiamo parlato moltissimo di lavoro sicuro perché legale, di lavoro sicuro perché prestato in condizioni di sicurezza. Allora provo ad andare a concludere questi passaggi, ad andare a concludere questa mattinata in 3 passaggi. Il primo, riparto dal titolo, il lavoro degli stranieri. Doveva essere più lungo, doveva essere il lavoro degli stranieri e delle straniere, perché, aggiorno i dati del collega Piglialarmi, l'11° rapporto annuale gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, rilasciato a luglio dell'anno scorso, ci consegna 5 milioni di lavoratori stranieri nel nostro paese, comunitari e non comunitari. Di quelli comunitari qui ci siamo interessati abbastanza poco. E perché? Perché le questioni che li riguardano in modo più intenso sono le questioni relative al lavoro pubblico, su cui torno dopo, e le questioni relative ai distacchi transnazionali, di cui abbiamo detto. Quello che dovremmo aver presente è che di questi 5 milioni di lavoratori stranieri in Italia, 1.150.000 è la forza della comunità rumena, che è una comunità di lavoratori, una comunità di comunitari, per cui questi lavoratori qui non ci interessano molto. Invece le grandi questioni emerse oggi riguardano il lavoro degli stranieri non euro-unitari, dovremmo dire, per dirlo bene. Segnalo una comunità albanese di 420.000 e oltre unità e una comunità marocchina ugualmente di oltre 400.000 unità. Stiamo parlando, allora abbiamo detto, di straniere e stranieri che in ugual misura compongono questa forza lavoro migrante. Perché? Perché è una forza lavoro, l'ha detto benissimo la dottoressa Piro, molto stratificata, che fa quei famosi lavori di cui sentiamo sempre dire che gli italiani non vogliono più fare, ma io devo dire in certe condizioni che gli italiani non possono agevolmente fare, e torno dopo sulla questione degli stagionali, e questa forza lavoro in ugual misura di uomini e donne, con composizione diversa. Dei 4 milioni di cittadini stranieri in età di lavoro, abbiamo 2 milioni di occupati, 350.000 disoccupati e 1.400.000 inattivi, occupati principalmente in 2 settori, 600.000 in agricoltura, 370.000 nel personale domestico, uomini e donne. Allora, questi lavoratori e queste lavoratrici compongono un prisma variegato e allora dovremmo dire, parliamo di donne e uomini che lavorano in Italia senza cittadinanza italiana o senza una cittadinanza europea e che hanno una caratteristica comune che oggi è stata evocata in tutti gli interventi, che è la parola vulnerabili. Il prossimo convegno sarà il lavoro dei cittadini vulnerabili, i lavoratori vulnerabili. Questi abbiamo di fronte. Vado al mio secondo passaggio. Questi, semplifichiamo, lavoratori stranieri sono lavoratori in fuga. In fuga da cosa? L'ha detto la collega Lafratta, dalla povertà,
dalle loro guerre personali. E che cosa intercettano? Intercettano il decreto flussi, e ne abbiamo sentito parlare molto, e abbiamo visto le grandi limitazioni che questo strumento ha. Il decreto flussi pare nato per non funzionare. Ha dell'incredibile come meccanismo, perché tutto ci mostra, tranne che un modello in cui imprese trovano facilmente i lavoratori di cui hanno bisogno e i lavoratori trovano facilmente lavoro regolare. Mi è molto chiaro che il decreto flussi nasce per evitare una competizione al ribasso. Nasce per evitare l'ingresso indiscriminato di lavoratori, ma già negli anni 30, negli anni 20 altri avevano questi problemi e li avevano con noi. Nasce per limitare un afflusso importante e indiscriminato di lavoratori nel mercato del lavoro e quindi a turbare il mercato del lavoro. Ciò non toglie che il nostro modello non funziona e ho imparato che ce ne sono altri che possono funzionare diversamente. Ancora, questi lavoratori in fuga intercettano misure di protezione. E ci torno fra un istante. Perché? Perché queste misure di protezione si legano alle guerre. Devo dire che con grande piacere ho accolto la tempestività del nostro Paese rispetto al sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori provenienti dall'Ucraina. Mi spiace molto che altre guerre non siano state considerate allo stesso modo e su questo rinvio allo scritto e degli scritti parliamo di nuovo fra poco. Mi concentro su queste misure speciali per i lavoratori provenienti dall'Ucraina. Dovremmo dire le lavoratrici di nuovo, perché qui per ragioni belliche la maggior parte degli uomini viene trattenuto nel paese, sono entrati attualmente circa 5.000 uomini. Per il resto parliamo di ormai circa 50.000 persone entrate. Di queste 50.000 abbiamo 30.000 donne, 20.000 minori e, ripeto, alcuni pochi uomini. È già possibile per le aziende e per le famiglie italiane assumere persone che hanno lasciato l'Ucraina e si sono rifugiate da noi. Dico da noi perché noi siamo la porta d'ingresso e questa porta d'ingresso si è aperta quando l'Unione Europea per la prima volta il 4 marzo ha attivato lo strumento già previsto dal 2001 di protezione temporanea europea. Questo strumento che noi abbiamo calato con la protezione civile in un'ordinanza, ripeto anche qui rapidissima, 872 del 2022, consente di derogare al decreto flussi. Questo mi fa dire due cose. La prima, riprendo la definizione di atteggiamento opportunistico nostro, elaborata dalla dottoressa Lafratta, ma anche mi sembra di poter spiegare perché non si intravede l'orizzonte del decreto flussi 2022. Si vuol capire quante persone entreranno in Italia per starci quanto? Per starci quantomeno un anno, visto che la procedura permette ai lavoratori provenienti dall'Ucraina di rimanere nel nostro paese per lavorare legalmente quantomeno per un anno. Poi, francamente, mi auguro che possano tornare alla loro vita, alle loro case il più presto possibile o che possano rimanere nel nostro paese se e solo se lo desiderano. Ricordiamoci, fra l'altro, del motivo per cui i migranti provenienti dall'Ucraina stanno arrivando in Italia, perché noi siamo la più grande comunità di lavoratori, lavoratrici, di persone viventi in Ucraina d'Europa. Su 800.000 lavoratori ucraini all'estero, già 250.000 erano qui. Chi sono non ve lo devo dire. Sono le badanti. In virtù di quel meccanismo, e di nuovo grazie alla dottoressa Piro, della conoscenza informale, della sostituzione, per cui da 1 a 2, da 2 a 3, da
3, 10, e voi potete vederlo benissimo, noi siamo una realtà di piccoli comuni dove in ogni paese si insedia una comunità che poi crea lavoro per tutto, per le famiglie, presso le famiglie del luogo, per le lavoratrici, perché parliamo di donne, provenienti dai paesi d'origine. E allora vorrei segnalare che il modello che stiamo offrendo ai lavoratori provenienti dall'Ucraina è un modello composito. Abbiamo la possibilità di assunzioni, di lavoro in somministrazione, di tirocini e anche, torno a quel che diceva il dottor Romano, di lavoro nel settore della sanità. Sulle assunzioni abbiamo sentito, mi sembra che la procedura vi sia molto nota, è quella per cui il lavoratore aspirante si presenta alla questura, richiede il permesso di soggiorno, che non ha ancora un permesso, ma con la richiesta, con i suoi dati identificativi, può aprire una posizione di lavoro con il magico codice che poi confluirà nella documentazione composta dall'Unilav e da quello che voi ben sapete e meglio di me. Sulla somministrazione e sui tirocini i consulenti del lavoro la fanno da protagonisti. E questo perché? Da un lato la fondazione, che è il soggetto che si occupa di intermediare fra domanda e offerta di occupazione, ha creato un canale preferenziale. Vado molto veloce e rinvio allo scritto. Dall'altro, sui tirocini, anche qui i consulenti del lavoro in rete con il Consiglio nazionale, i consigli provinciali, la Fondazione Studi, hanno già messo in piedi un sistema di buone prassi e direi che questi tirocini sono interessantissimi. Perché? Perché sono in collegamento con le organizzazioni umanitarie che accolgono i lavoratori. In più, questi tirocini, sorretti dalla bilateralità, e qui mi ricollego all'intervento del collega Pigliararmi e invito tutte e tutti ad approfondire questo tema nei contratti collettivi che davvero stanno scrivendo pagine importanti. Questa bilateralità supporta la formazione all'essere lavoratori italiani. Come? Formazione linguistica. Indennità una tantum per l'ingresso, rimborso di assistenza psicologica, rimborso di acquisti di beni di prima necessità e soprattutto formazione nella lingua italiana e nella cultura di base. Per cui mi sembra di poter dire che i consulenti del lavoro stanno svolgendo un ruolo da prima attori nella non solo somministrazione e assunzione, ma nella integrazione delle persone che arrivano in questo paese in questo momento. Dico due parole sul comparto sanitario, non perché non meriti un approfondimento, ma perché, di nuovo, abbiamo di fronte agli occhi il caso in cui l'emergenza fa i miracoli. Per la sanità abbiamo annientato la burocrazia. L'avevamo già molto snellita per gli infermieri, ai quali però chiedevamo di fare il percorso di riconoscimento, per cui entri come infermiere, però fai domanda di riconoscimento del titolo. Adesso, col decreto Ucraina bis, per un anno sarà possibile per i sanitari che erano residenti in Ucraina prima del 24 febbraio, che è il giorno dell'invasione, e che hanno il passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, sarà possibile essere assunti in strutture private, ma anche in strutture pubbliche. E ricordo a tutte e a tutti che il passaporto europeo delle qualifiche è un'autocertificazione, per cui non servirà più far domanda, almeno per quest'anno, presso la commissione competente al riconoscimento dei titoli di studio. Se non l'avete fatta mai, fatela, è un'esperienza indimenticabile, potreste essere rimpallati per 6 o 7 anni. Ovviamente mentre state lavorando in nero da qualche parte, ma non si dice in nero, si dice informale. Anche questo imparato dalla dottoressa Piro.
Allora, vado davvero a dire le ultime parole. Credo che possiamo guardare al lavoro degli stranieri come opportunità. Della questione occupazionale hanno già detto in tanti e hanno detto anche in modo molto tecnico. Della questione demografica ha già detto la collega Lafratta e anche di questo non dobbiamo più nasconderci. Abbiamo un estremo bisogno di lavoratori e lavoratrici migranti che si fermino. Mi soffermo sull'opportunità che dal lavoro e dalla presenza di lavoratori stranieri avvenga una rigenerazione del capitale intellettuale. Non me ne sono accorta solo io. È l'intervento iniziale del Presidente del Consiglio regionale Zanin che mi fa dire che abbiamo un'urgenza di trattenimento dei cervelli, rientro dei cervelli e acquisizione di cervelli nuovi. Sul trattenimento dipende dal mercato del lavoro e da quello che il mercato del lavoro può offrire e di quello non ci occupiamo. Sul rientro dei cervelli abbiamo due questioni. La prima è quella dei lavoratori della conoscenza da far rientrare, e sono italiani che sono andati all'estero e anche quelli oggi non ci interessano, ma è importante il tema degli impatriati, viste anche le novità di questi ultimi tempi sugli impatriati grazie al lavoro agile. Non mi ci soffermo molto perché quello che vorrei davvero segnalare è la prospettiva dei cosiddetti nomadi digitali. Un po' l'idea è di pescare chi voglia, come diceva il dottor Romano, vivere bene, mangiare bene, e che venga a portare qui un po' delle conoscenze e competenze che ha visto all'estero per rigenerare il nostro capitale umano che voi sapete è bisognoso di tecnici ma anche di imprenditori. Quello che credo abbiamo capito oggi è che le società ferme sono condannate al declino e che questo convegno si era ripromesso, ce l'eravamo detto, di gettare qualche sasso nello stagno. Sassi che abbiamo gettato per questioni pratiche, dovevamo capire qualcosa di più e credo che i materiali che avremo saranno importanti, e però dovevamo anche approfondire delle questioni etiche e io credo che ci siamo riuscite e che ci siamo riusciti. Mi permetto di dire che questo tema della inclusione e integrazione noi lo coltiveremo di nuovo in quest'Aula il 25 giugno quando concludiamo quei corsi sul tema di cooperative che abbiamo già più volte evocato. E allora davvero credo che la nostra missione l'abbiamo compiuta e che ci siamo meritati anche le libagioni dei consulenti del lavoro. Grazie a tutte e a tutti. Ringrazio la professoressa Zilli per i suoi sempre preziosissimi spunti di riflessione e concludo dicendo che i saggi giuridici di oggi saranno pubblicati sulla rivista Labor, Pacini editore, nel corso dei prossimi mesi.